Eccoci, buonasera ragazzi, buonasera e bentornati anche a voi con con le nostre dirette serali sul gruppo. Scusate se non sono stato molto presente con le dirette del lunedì nell'ultimo periodo, però come avrete visto ho dovuto concentrarmi anche su altri progetti che seguo, sul mio e-commerce, su altre cose, ma era anche in previsione, tra gli altri progetti, anche quello di continuare con, diciamo, la parte di formazione e stasera vi presentiamo anche quello su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Allora, vedo che c'è già un bel po' di gente collegata. Datemi un cenno come al solito, ragazzi, ditemi se mi vedete, se mi sentite, se funziona tutto, perché qua ogni volta è sempre una scommessa. Ok, allora vediamo qua. Michela, Luana, ciao Alessandra, Denise, Elisa, cazzo, veramente parecchia gente. Bene, sono contento, ragazzi, sono contento. Anche perché cercherò di andare veloce perché c'è veramente una marea di contenuti interessanti stasera. Come vi ho anticipato, ok, vedo che mi vedete, mi sentite, perfetto, grazie mille ragazzi. Allora, come avrete visto nel gruppo e via mail, vi ho un po' anticipato, no, quello che sarà la diretta di stasera. Quindi andremo a parlare di un tema molto importante come quello di vendere durante il Covid, in periodo di Covid. Vendere intendo per attività locali, no? Noi ragioniamo sempre per le attività locali. Quindi vi mostreremo insieme a Silvia, che è già collegata, poi ve la presento, degli esempi di attività, di negozi che hanno messo in piedi delle strategie e delle idee per, diciamo, vendere di più, attirare nuovi clienti anche in questo periodo molto complicato e purtroppo ci stiamo un po' ritornando dentro, quindi questa diretta penso che vi sarà molto, molto utile. Allora, andiamo subito a vedere i due progetti, no? Ve li presento e poi andiamo nel vivo di questa diretta. I due progetti su cui abbiamo lavorato negli ultimi 2 mesi, ci abbiamo lavorato veramente parecchio sopra. E questi sono due progetti che sono nati grazie a voi, grazie alle community, grazie ai vostri commenti alle dirette, ai vostri post, alle chiacchierate che ho fatto anche con qualcuno di voi al telefono, così. E sono due, sono il calendario social, questo qui, calendario cartaceo, niente PDF, niente digitale, vera carta, ok? E poi chiamiamolo, percorso di digitalizzazione, che in tanti, diciamo, avete chiesto. Allora, vi condivido delle slide, così vi mostro cos'è questo calendario social. Intanto se avete domande scrivete pure, devo andare abbastanza veloce, però poi eventualmente rispondiamo. Allora, scusate un secondo che metto le slide. Ok, allora, cos'è questo calendario social? Questo è nato perché molti di voi mi hanno detto che hanno delle difficoltà a trovare sempre, diciamo, dei contenuti interessanti da pubblicare nei social, su Facebook, su Instagram, su Google, relativi alla propria attività, che attirino i clienti, li fidelizzino, permettono di restare in continuo contatto con i clienti, no? E quindi ci è venuta questa idea, aspettate che tolgo tra l'altro sto testo sotto, ci è venuta questa idea di creare appunto un calendario completo di appunto 365 giorni di contenuti e consigli già pianificati. Vuol dire che ogni giorno vi troverete un piccolo consiglio che unito a 365 consigli vi aiuterà veramente a fare un bel passo in avanti per quel che riguarda la vostra attività, sia in merito ai social, ma non solo. E adesso vi spiego meglio perché. Allora, questo è un esempio.
Chiaramente ho dovuto nascondere un po' il resto perché altrimenti vi mostro troppo. Questo è un esempio. Allora, il calendario è fatto a mesi, no? Quindi ci sono 12 mesi più un mese zero. Non vi mostro troppo. Trac, trac, trac. Ok, c'è il calendario appunto è suddiviso a settimane, diciamo, quindi c'è dal lunedì alla domenica. Ogni giorno c'è un micro consiglio, un'idea per appunto da pubblicare sui social o per migliorare la vostra presenza online. Ad esempio, vedete, questo è il mese zero. Cos'è il mese zero? È il mese di rodaggio, diciamo, oppure di messa su strada della vostra macchina da gara, no? Quindi abbiamo pensato ad un mese dove ci sono una trentina di consigli che vi permettono di avere una buona base di partenza. Queste sono attività che fate una volta e poi non dovete farle più. Ad esempio, vediamo, Facebook ottieni il badge ufficiale di pagina verificata. Ok, in quel giorno lì il consiglio che vi do, che vi diamo è questo. Oppure Facebook attiva la funzione recensioni nella tua pagina. Magari qualcuno di voi l'ha già fatto, qualcuno non l'ha fatto, qualche consiglio magari dovete metterlo in pratica, qualcun altro no, ok? Ma questo è per darvi, per avere una macchina performante. Dopodiché, appunto, per ogni mese avrete anche qui dei consigli. Ad esempio, condividi una foto con la tua famiglia, i tuoi amici o i tuoi animali, ok? Non pubblicare sempre quelle maledette promozioni, sconti e cose che vedo spesso fare, ok? Oppure, prima e dopo, pensiamo a, non so, una parrucchiera, pubblica una foto del cliente come è entrato e del cliente come è uscito, ok? Sempre con la sua autorizzazione, chiaramente. Oppure Instagram pubblica una storia facendo una domanda ai tuoi followers, vedi esempi, quindi vi abbiamo messo anche degli esempi, vogliamo proprio darvi la pappa pronta, no? Quindi ci sono anche degli esempi da cui potete prendere spunto. Non contenti di questo, abbiamo pensato anche una cosa in più, perché ci siamo detti, ok, magari qualcuno queste cose le sa fare, qualcuno magari meno pratico, meno digitale, potrebbe dirmi sì, ok, mi consigli in questo caso WhatsApp, crea risposte rapide per rispondere più velocemente ai clienti, ma io non so come fare. Ok, quindi l'idea che ci è venuta è questa. Lo faremo prossimamente perché ovviamente già questo è stato un lavoraccio, no? Quindi lo faremo più avanti. Manderemo per chi lo vuole, per chi attiva questo servizio, ogni giorno riceverete un'email alla mattina, alle 9, alle 8, quello che sarà, in cui ci saranno delle istruzioni dettagliate o anche un video, se serve, che vi mostrerà come fare per mettere in pratica quel consiglio. Ok? Tutto molto molto semplice. La nostra idea è quella di fare le cose più semplici possibili per per evitare di farvi perdere tempo, insomma. Ok? Poi, questo è il calendario. Vado veloce, ragazzi, perché poi c'è anche il tema di Silvia, appunto, di vendere in tempi di Covid, che è molto, molto importante. Altra cosa su cui abbiamo lavorato è il percorso di digitalizzazione. Ok, allora, inizieremo tra pochissimo, cioè settimana prossima, inizieremo martedì. Come avete visto nell'ultimo periodo vi ho chiesto quali sono gli orari migliori, i giorni che preferite, eccetera. È stato deciso il martedì alle 8:30. Affronteremo un argomento al mese, come vedete ci sono i mesi già schedulati, non sono scritti sulla pietra, quindi insomma poi eventualmente qualcosa possiamo anche spostare, modificare, eccetera. Comunque questi saranno un po' i macro argomenti che andremo ad affrontare. Inizieremo il 3 di novembre, martedì prossimo. Faremo degli incontri online su un gruppo Facebook nuovo che creeremo. Come vi ho detto prima, ci sarà pochissima teoria e tanta pratica, quindi vi daremo quella teoria giusta che vi serve per capire magari le strategie e le basi e poi sarà un corso pratico, no? Quindi dove vi diremo quello che potete fare, vi spiegheremo come va fatto e potrete applicarlo direttamente in tempo reale finché fate diciamo questo corso, ok?
e chiaramente sarà specifico per negozi e attività locali. Non portiamo l'esempio della Nike o della Apple, ok? Che sono distanti anni luce. Quindi, come vedete, novembre partiamo dalle basi. Questo è un mese molto molto importante perché affronteremo appunto un tema che magari spesso non viene molto considerato, magari no, dalle attività, dalle imprese, che è quella di partire dal perché vanno fatte le cose, no? Quindi capire la strategia, capire se siamo o meno un brand, quali sono i nostri punti di forza e di debolezza, come possiamo differenziarci dalla concorrenza, ok? Questo è il mese di novembre. E tra poco vi spiegherò come potete iniziare. Da qui poi ci sarà dicembre, qui Natale, ragazzi qua Natale, quest'anno sarà un delirio, ma penso che si potranno fare belle cose, affrontando le cose con una visione e una mentalità diversa magari rispetto al solito, fidelizzare i clienti e poi i vari strumenti, Google My Business, WhatsApp, Instagram, eccetera, eccetera. Scusate se vado veloce, ma poi comunque ecco, potrete anche rivedere la live. In cose diverse dalle miliardi di altri corsi decine, magari sono pochi, ce ne sono tantissimi di corsi, lo so che siete bombardati su Facebook, su Instagram, di corsi magari di marketing, di business, eccetera. Noi abbiamo ascoltato la community, quello che ci chiedeva la maggior parte di voi era praticità, cose semplici, niente perdite di tempo, quindi pochissima teoria, tanta pratica, istruzioni chiare e semplici, metterete in pratica in tempo reale durante il corso quello di cui stiamo parlando, quindi vi accompagneremo passo passo insieme agli altri. Se qualcuno ha bisogno di fermarsi, tornare indietro, ci fermiamo, torniamo indietro, quindi sarà come una specie di gruppo di lavoro ed è pensato appunto solo per attività locali, negozi, eccetera. Allora, dato che tanti oggi poi nel gruppo l'hanno chiesto, questa è una promozione che abbiamo pensato per appunto lanciare questi due progetti, queste due idee. Abbiamo pensato un prezzo veramente, insomma, molto abbordabile, in cui avrete il calendario social cartaceo, questo qua, ve lo spediremo col Corriere Espresso a casa o in negozio. Abbiamo pensato di stamparlo perché se vi mandiamo il PDF poi questo si perde, diventa un casino. Qua ce l'avete sotto mano, potete prendere appunti, scrivere, eccetera, eccetera. E poi il primo mese di formazione incluso in questo prezzo. Quindi novembre, che è un mese importantissimo perché affronteremo la strategia, le basi e il perché di fare determinate cose, sarà diciamo compreso in questi 27 euro. Questa promozione è valida chiaramente fino al 2 novembre perché partiamo il 3 novembre. E qua vi ho messo anche il link, potete acquistarlo anche dopo la diretta, non occorre che andiate adesso. Quindi in questi 27 euro, ripetendo cosa è incluso, il calendario cartaceo, il mese di formazione, chi entra da ora, perché questo è un percorso che abbiamo pensato, è un percorso di formazione, non sono, i vari mesi non sono scollegati uno dall'altro, no? Ci piace vederlo come appunto un cammino che possiamo fare insieme. Quindi i video poi delle dirette saranno registrati, saranno disponibili anche in futuro, però chi entra da ora potrà anche partecipare al gruppo di lavoro, ok? Chi entra a gennaio, febbraio, aprile, chiaramente dovrà vedere i mesi precedenti in differita e non potrà interagire con noi. E l'offerta, questa promozione, è valida fino al 2 novembre, poi chiaramente verrà chiusa. Ok? Allora, vi mostro poi come fare per acquistarla, ma è molto semplice. Quando andate su quel link che vi ho scritto, poi lo metterò anche nel gruppo, verrete collegati a questa pagina, ok, del mio sito, cliccate su aggiungi al carrello, è tutto molto molto semplice, qui trovate il riepilogo, procedi con l'ordine, cliccate su procedi con l'ordine, la spedizione è gratuita, quindi non pagate assolutamente nulla. Qui inserite i vostri dati per la fatturazione,
Ricordate di inserire anche la PEC, il codice SDI per la fatturazione elettronica, e i metodi di pagamento sono bonifico, pagamento alla consegna o carta di credito. Potete anche pagare alla consegna, ok? Tutto molto molto semplice. Ok, bene. Direi che possiamo passare al tema di questa serata. Allora, chiudo qua e vi presento la Silvia Signoretti, eccola qua. Ciao Silvia. Ciao a tutti, ciao, Aspetta che buonasera. ti mettiamo il tuo nome. Buonasera e benvenuta nella diretta. Allora, Grazie. Silvia l'avrete vista nell'ultimo periodo, insomma, ha iniziato un po' a lanciare degli spunti interessanti nel gruppo, a commentare, eccetera, eccetera. E avevo anche piacere, insomma, di farvela vedere dal vivo, una persona che conosco da tempo, una professionista che stimo, consulente di marketing e strategie, insomma, per attività locali, franchising, eccetera. E siccome ho già collaborato con lei su altre cose, abbiamo pensato di appunto creare insieme questo percorso di formazione, quindi anche stasera potete anche vederla dal vivo, insomma, e vedere quanto ne sa di questi argomenti. Niente, il tema di questa sera appunto è vendere in tempi di Covid e vedremo degli esempi di attività e negozi con cui Silvia ha collaborato che sia durante il lockdown, no, se non sbaglio, e anche dopo hanno messo in pratica, in campo, delle strategie, delle idee per attirare clienti, vendere, fidelizzarli anche, perché è una cosa molto importante. Adesso c'è una specie di nuovo lockdown e ragazzi dovete ricogliere la palla al balzo per fidelizzare i vostri clienti, perché alla fine lo so che è durissima, un momento complicato, soprattutto per la ristorazione, che conosco anche come settore direttamente. So che in questi momenti ti viene la disperazione, ti viene voglia di prendere a calci qualsiasi roba, però insomma, passata magari la rabbia, è importante cercare di capire cosa si può trarre di positivo dal periodo e Silvia magari adesso può darci dei consigli molto interessanti. Niente, Silvia, magari di due parole su di te e poi vediamo di andare sul vivo. Ok, non faccio perdere troppo tempo agli altri, così magari parliamo un pochino di queste cose. E come dicevi tu, insomma, alla fine ha detto tutto Paolo. Io mi occupo di consulenza strategica, nasco nel mondo prima di internet, nel senso che ho iniziato a lavorare nelle agenzie di comunicazione quando si parlava più che altro di carta stampata, radio, TV e queste cose che sembrano vecchie, ma in realtà non lo sono oggi. E poi sono approdata al web marketing, ho preso delle certificazioni, eccetera, e mi è rimasto il tarlo dei franchising e delle catene, delle strutture in rete commerciali, perché le trovo molto stimolanti, nel senso che c'è sia la visione nazionale, quindi quella del brand un pochino più strutturato, che quella anche di attività locali, e mi piace molto pensare che nelle attività locali in realtà non ci sia la massificazione delle catene, ma più che altro proprio l'identità anche delle persone che ci lavorano dentro. E quindi poi ho studiato tutti gli strumenti di local marketing, che è una cosa diversa e nuova, se vogliamo, perché non è ancora neanche conosciuta. E insomma, ringrazio Paolo perché mi ha dato l'occasione di poterne parlare anche con voi, visto che ha fatto un super lavoro in questi mesi di supporto generale. È un periodo oggettivamente complesso, la bacchetta magica non c'è, quindi non vi stiamo inventando storie o altro, così come nella formazione che pensiamo di potervi dare. Una delle grosse domande che ci siamo fatti è quanto sia importante che nelle attività locali voi siate consapevoli di cosa vengono a offrirvi quelli che vi bussano alla porta e vi chiedono, non so, di fare l'e-commerce, oppure tutte quelle, scusate ma l'ho citata perché ce li ho un po' qui, Italia Online, eccetera, tanto qui nel gruppo lo possiamo dire, non uscirà molto, che vanno a
farvi spendere soldi con dei consulenti che, ragazzi, parliamoci chiaro, hanno fatto una certificazione Google perché Google gliel'ha regalata e praticamente non hanno mai fatto consulenza d'impresa, non si sono mai chiesti come mettere le mani all'interno di attività. Io nel mio piccolo, nel senso che non vorrei, ho una piccola azienda mia, però ho lavorato per tanti anni nella ristorazione, quindi so cosa significa, qui esce la prima parola antipatica, farsi il culo tutti i giorni con i doppi turni, per esempio, perché io lavoravo a pranzo e a cena e non hai una vita, quindi spezzo una lancia in quella direzione, così come, scusate, ma ho una rete un po' altalenante, quindi avevo dovuto tenere attaccato il cellulare. Così come sappiamo che qualsiasi realtà oggi è in difficoltà, non è semplice, e purtroppo in un momento in cui le cause sono esterne, gli psicologi, qualsiasi altra persona che si approccia anche agli imprenditori, dice che se ci affossiamo nei problemi non vedremo mai delle soluzioni. Si parla tanto di mindset oggi, e devo dire che gli imprenditori di cui vi parleremo un po' stasera con Paolo sono imprenditori che, nonostante si siano visti non solo la difficoltà del Covid alle volte, hanno cercato di vedere il lato positivo e di cercare di trovare quel qualcosa di positivo che c'era e che potevano fare, senza inventarsi e-commerce che non stavano in piedi, senza andare alla ricerca della bacchetta magica offerta da chi ti proponeva cose a costo zero e poi dopo alla fine te le riversava contro. E quindi, insomma, ecco, quello che abbiamo cercato di pensare è come alcuni imprenditori si sono inventati o cosa si sono inventati in comunicazione. Una delle cose che ci tenevamo a dirvi è: attenzione che, e scusate anche qui la pesantezza, siamo bombardati, io notavo oggi, non so se avete visto, ma i TG parlano per 24 minuti su 30 di Covid e coronavirus. Io per cause personali sono dai miei in questi giorni, gli ho vietato di vedere i telegiornali. Ho detto: guardiamo il bollettino dei numeri, se volete, giusto per farci un'idea, scrivo DPCM su Google giusto per capire se me ne devo stare in casa, se è successo qualcosa, ma vorrei evitare tutto quel effetto mediatico che, guardate, abbiamo rivissuto esattamente così nel periodo della crisi del 2008, perché già nel 2008 ci bombardavano di questi messaggi. In maniera diversa, però, cosa è successo? Che dopo di allora abbiamo scoperto che tutti gli imprenditori che non continuavano a dare la colpa alla crisi, a un certo punto qualcosa hanno tirato fuori. Ovvio, ci sono alcune realtà che non ce la faranno, siamo oggettivi. Dobbiamo però scegliere qual è il nostro approccio e che strada vogliamo prendere. Le attività locali non moriranno, i negozi comunque continueranno a esistere, ci saranno nuove forme. E questo, rispetto anche al nostro cliente finale, è un approccio che dobbiamo prendere in maniera diversa. Il pensare di utilizzare le nostre pagine social, i nostri profili per far polemica e accodarci alla continua polemica non è funzionale. Con questo non voglio dire che non abbiano senso le proteste, quelle pacifiche, quelle che hanno un senso, quelle che riescono a portare anche dei messaggi positivi. Però pensare di continuare a condividere sui propri profili, sui propri account, le cose che stanno succedendo in modo negativo in questo periodo non vi fa bene rispetto ai vostri clienti, perché qui all'esterno ci sono tantissime persone che si stanno vivendo un momento molto molto pesante e che non hanno voglia di andare al ristorante e sentire di nuovo pesantezza. Uno dei clienti che citavo con Paolo mentre ne parlavamo ha vietato ai suoi dipendenti di parlare di Covid con le clienti. Alla riapertura di giugno, perché loro hanno riaperto a inizio giugno, fanno parte della categoria dei parrucchieri, ha vietato il titolare di parlare di questo argomento. Ovvio, le signore entravano, ne parlavano, non è questo, però di evitare di fomentare, sono stati allenati in questo. Cosa gli è stato riconosciuto? Che era un ambiente dove ci si poteva rilassare, dove si poteva tener fuori questo effetto negativo e pesante che tutti viviamo, perché vi assicuro, e questo ci terrei che lo fissasse, che al di là del complottismo, del negazionismo, di tutto quello che a me non interessa qual è il vostro punto di vista su questa situazione, ne abbiamo ognuno ha il suo, al di là di chi è stato toccato personalmente, chi invece non è stato toccato, chi la vede come una cosa assurda, chi non la digerisce, ognuno di noi ha avuto una reazione.
e pensare di giudicarla non ha senso. Quindi anche quando comunichiamo con i nostri clienti, questa cosa, se possiamo, teniamola un po' fuori o rigiriamola a nostro pro. Si può fare. Non so Paolo, se io ho fatto una filippica iniziale, No, beh, scusami, hai ma... detto veramente cose molto interessanti. E volevo anche ricollegarmi a quello che hai detto. E secondo me, in questi momenti va fatta una scelta da parte di chi è una partita IVA alla fine, io, te, negozianti, eccetera, eccetera. O si va su Facebook a scrivere peste e corna di Conte, del governo, dello Stato, eccetera, eccetera, e a lamentarsi con chiunque. Non so quanto questo possa servire alla propria attività, magari ci fa sfogare un attimo, ma non so quanto possa servire. Oppure la scelta numero due è quella appunto di capire cosa sta succedendo, quali sono i trend che si stanno creando, perché come ho detto spesso anche durante il Covid, questa cazzo di pandemia ci ha dato, per dirla in francese, una scarpata nel culo di 5, qualcuno dice anche di 10 anni in avanti, ok? È stato come prendere la testa e buttarla dentro l'acqua e far capire, stravolgere completamente quelle che erano le abitudini. Lo vedete benissimo, la gente adesso che ordina da sport online, che si fa arrivare le cose a casa, che prenota online al ristorante, cose che magari senza pandemia ci sarebbe voluto veramente 5-10 anni. Adesso noi ci stiamo, è brutto da dire, ma ci stiamo anche adeguando, gioco forza, ai paesi anche più evoluti di noi. Per esempio, c'è un trend che leggevo in questi giorni, un trend strano, tra l'altro, in America, sempre collegandoci anche alle attività locali, che è questo. Adesso tutti pensano, no, l'e-commerce è magia, vendi online, 50 euro ti fanno il sito, vendi online, vabbè, lasciamo perdere queste cose. Però abbiamo visto che in America hanno visto che c'è un nuovo trend, che è quello di ordinare online e poi andare a ritirarlo nel negozio, che sembra una follia, perché uno dice, ma perché devo ordinare online e poi andare a prendere in negozio? No? Sembra che alla fine le persone abbiano comunque sempre bisogno di andare magari a farsi il giro in centro, vedere il negoziante, c'è sempre bisogno comunque di umanità, no? Che alla fine sto digitale è tutto bello, ma alla fine ha anche i suoi lati negativi. Quindi ecco, il consiglio che mi sento di darvi è quello di cercare di adeguarvi ai trend che ci sono, adeguarvi velocemente, è una cosa che andava fatta molto tempo prima, ma adesso diciamo va fatto, perché altrimenti ci si prende indietro, e quindi vi consiglio di adeguarvi assolutamente a quello che è il trend che si sta creando. Detto questo, Scusami andrei Paolo, mi subito... riaggancio che magari metto Vai, vai. quando alcuni di voi, non so se siano poi della zona Verona-Vicenza, io sono di Verona, anzi sono in Lessinia, se qualcuno la conosce, in quella meno nota, la parte orientale, quindi verso Vicenza, però ogni tanto scrivo per Occhi, che ha visto anche coinvolto Paolo in un evento ed è un magazine di Bassano, e uno dei primi articoli che abbiamo scritto è stato: ma dove vai se l'e-commerce ce l'hai, visto che hai citato e-commerce, quindi vago un attimo, perché a me ha fatto venire veramente la pelle d'oca alta 10 centimetri il fatto che molti dei miei colleghi abbiano iniziato a pensare di andare dalle attività locali come le vostre a dire fatevi l'e-commerce. Cioè, io ve lo dico col cuore. Allora, innanzitutto vanno fatti degli studi che costano migliaia di euro per capire la fattibilità dell'e-commerce, e Paolo lo sa meglio di me visto che ne gestisce qualcuno. E poi guardate che la piattaforma, cioè il fatto di mettere dei prodotti online, sì, può avere anche un costo relativo, ma servono dei soldi, ma talmente tanti soldi per promuovere un e-commerce e farlo funzionare, iniziare a vendere, ok? Che prima ci sono tantissime altre attività da svolgere. Pensare che qualcuno vi regali l'e-commerce e vi dica vi regaliamo i primi 3 mesi è veramente una presa per il culo, scusatemi, però è un modo per dirvi fatevi l'e-commerce che poi ve lo facciamo pagare chissà quanto. Poi magari qualcuno di voi c'ha anche del potenziale, bene, ma prima di questo ci sono tante altre attività di consapevolezza su chi siete. Tra l'altro uno dei casi che raccontiamo stasera poi parte dalla consapevolezza fatta qualche anno fa ormai. Non è l'e-commerce la bacchetta magica di questo periodo.
non è assolutamente l'e-commerce, bisogna stare attenti perché è facile buttar via tante migliaia di euro e poi rimanere frustrati perché poi l'e-commerce è un altro lavoro, cioè se avete già un'attività locale, un negozio, avere anche un e-commerce significa logistica, significa pacchi, significa spedizioni, significa rapporti con gli spedizionieri, non è una passeggiata, insomma, si può fare ma non è una passeggiata. Assolutamente. Allora, detto tutte queste belle cose interessanti, andrei a vedere il primo caso, no? Il caso esempio di attività locale. San Giuda Gelateria di Sì. Verona, giusto? No, di Milano. Ah, di Milano, di Milano. Sì, di Milano. In Dici realtà di com'è una una sorta, zona cos'è? un po' sfortunata di Milano, che non pensiate la Milano Che della cos'è qua? Quarto movida. Giaro, tipo? No, San Donato, che è peggio perché è la Ah, sede di una delle più grandi aziende italiane e quindi lì veramente si parla di città fantasma, cioè la gente mm. ci sta ma è più vuota il sabato e la domenica, è più vuota ad agosto, vabbè Milano è vuota di per sé ad agosto, però d'estate è molto vuota, insomma, ed è un caso particolare perché quando cercheremo di parlarvi anche di approcci strategici per crearvi consapevolezza, ma io mi ricordo che quando qualche anno fa mi chiamò un consulente che aveva incontrato questa titolare, mi disse: Silvia, secondo me c'è qualcosa che non torna su come lei comunica sui social e fuori, perché boh, non lo so, ma non sembra lei, cioè cerca di capire. Insomma, mi chiama questa imprenditrice, mi dice: Silvia, a me va tutto bene, in realtà, però sì, mi hanno fatto notare questa cosa e quindi non riesco a sbrogliarla. E io dico: guarda, non voglio sapere più di tanto della tua attività, prova a fare un esercizio. Sono andata a vedere come comunicava, quindi sono andata a vedere le immagini che usava, i testi che usava, e insomma tutto quello che diceva online. E questo per un principio, quello di coerenza, che non serve che vi dica che l'ha un po' poi stigmatizzato un certo Cialdini che ha parlato di vendita e ha scritto un libro molto bello sulla persuasione. Se volete leggetevelo, però insomma credo che la parola coerenza sia abbastanza semplice da comprendere per tutti, se effettivamente quello che diciamo di noi corrisponde a quello che è poi mostrato fuori. Insomma, guardo cosa c'è online e prendo un po' di immagini, un po' di testi e inizio a sottoporli ai miei amici. E dico, da amici e parenti, cioè persone che potevano essere preparate su argomento marketing e comunicazione, ma anche persone assolutamente ignare di cosa significhi. E guardo un po' come comunicano e praticamente l'80-90% mi risponde: guarda, io in realtà vedendo come comunicano, se dovessi andarli a trovare mi aspetterei un posto buio, cupo, con delle persone anche un po' scorbuti, che tra l'altro mi dici che sono la bassa di Milano, quindi insomma neanche un posto proprio dei più romantici. Ovvio che non ci E sia gente della bassa di Milano qua, no, no, che ti tutto il insulta. rispetto. Tutto il rispetto, anche perché se chi è riuscito a stare in lockdown a Milano in quest'anno, veramente tanta stima, perché è stata una grande prova, immagino. E comunque, insomma, lei mi gira queste cose e mi arrivano questi feedback e mi dicono: guarda, ci aspettiamo, chiedo anche dei colori, ho fatto una sorta di questionario, ma veramente semplice. Cosa vi aspettereste di trovarvi davanti quando andate là? Che tipo di persone, che tipo di prodotto, che tipo di situazione? Lo shock è Scusami, stato per prima. Silvia, questo questionario come è stato sottoposto ai clienti? Guarda, semplicemente il questionario era ai miei amici più che altro, a persone che non conoscevano la Ok, realtà, è stato sottoposto tramite un modulo di Google. Il ok. Google Drive, lo strumento, quello dove si fanno i documenti, magari se ci sarà modo lo vedremo anche nella formazione, perché queste cose aiutano. Online ci sono una marea di strumenti gratuiti che possiamo utilizzare Sì, per ce le ne sono nostre tanti. attività, anche come archivi, così. E questo qui è uno strumentino che permette di costruire dei sondaggi e ti dà anche dei grafici rappresentativi. Arrivo là e lo shock è stato prima di tutto mio, perché io un po' me l'ero fatta un'idea. Arrivo e vedo innanzitutto un'insegna bianca, completamente luminosa, con una scritta blu elegantissima e delle vetrine veramente luminose, cioè loro hanno 4 vetrine, mi pare, ma molto ampie. Quindi inizio a chiedermi se c'è qualcosa che non mi torna, perché? Perché i miei amici mi dicevano: ci aspettiamo un luogo cupo, buio, eccetera, dalla comunicazione, e poi mi trovo sta cosa qui. Quando entro, ancora più shock, perché tutti gentili,
pulitissimo, bianco, colorato, perché ci sono delle palette di colori nel gelato. Insomma, una situazione che non era assolutamente corrispondente a quello che trasmetteva online. Lo spiego alla titolare, quindi le mostro i risultati di questo sondaggio e lei si è quasi messa a piangere, nel senso che ha fatto proprio la faccia contrita come per dire adesso forse ho capito. E abbiamo fatto un percorso dove vi dico, io non le ho detto niente di trascendentale, ho cercato di capire quali erano i loro punti di forza. Ho cercato di tirar fuori quali erano effettivamente gli stili che li contraddistinguevano. Fatto questo percorso, poi ci sentiamo per delle consulenze, ma adesso insomma il percorso è anche un po' distribuito nel tempo perché poi loro sono stati formati, hanno fatto questa cosa e mi ha fatto molto sorridere perché una delle più grandi soddisfazioni del lockdown è che loro come gelateria già a marzo dovevano riaprire, sono stati proprio ammazzati dal momento, ok? Non solo loro, lo so. Lei ha fatto una scelta e siccome il suo stile era simpatico, accogliente, positivo, ci sono gli animali perché lei ha 4 cani, quindi insomma capite che magari ogni tanto tira fuori anche l'animale, come vi diceva l'animale da compagnia, come vi diceva Paolo poi nel calendario editoriale che vi abbiamo presentato, cioè non bisogna sempre parlare solo di negozio, ogni tanto dobbiamo tirare fuori anche chi siamo, la nostra verità, la nostra empatia, come si dice. E lei ha iniziato tutti i giorni a pubblicare post che riguardavano non il numero dei contagi, non il numero dei morti, ma il numero dei guariti. E tutti i giorni ha fatto questa cosa. Io ancora adesso mi emoziono a dirlo. Perché? Perché ha tirato fuori in chiave positiva un momento estremamente negativo. Poi figuratevi a Milano. Quindi questa cosa, voi andatevi anche a vedere la pagina, ha generato tantissimi commenti, persone che avevano proprio bisogno di questa positività, tanto che tutti non vedevano l'ora riaprisse. L'altra opportunità che ha colto, che era da un po'... Aia, abbiamo perso Silvia? Forse Silvia si è frizzata. Sì, l'abbiamo un attimo persa. Allora, scusate che la avviso su WhatsApp. Ok, allora nel frattempo, dato che si sono connesse un po' di persone all'ultimo minuto, allora intanto vi saluto. Ciao Eugenio, Denise, Barbara, Michela, ciao ragazzi, benissimo. Ok, eccoci, c'è Silvia di nuovo, così continuiamo questa interessante cosa che stavo dicendo. Ok, Scusate, ti rivedo, dove mi avete perfetto. persa? Negli ultimi secondi proprio. Ultimi secondi. Sì, sì, sì. E loro hanno cercato anche di trovare la modalità di comunicare che era possibile, per esempio, consegnare a domicilio. E l'hanno fatto comunque nella loro zona. Quando hanno riaperto poi, visto che c'era un momento anche molto delicato, hanno comunicato in ogni contenuto di fare attenzione al distanziamento, alla mascherina, di usare bene le pratiche e l'hanno fatto sempre in un modo molto empatico. In fondo a ogni post, per dire, mettevano e mi raccomando, cercate di stare attenti a questo, ci aiutate, quindi non la vessazione della burocrazia, eccetera. E hanno creato un corner pensando proprio ai bisogni di chi aveva un pochino più paura di mettersi anche in coda, soprattutto agli inizi, a un corner dove se prenotavi prima il gelato ti davano dalla finestra la vaschetta, te la consegnavano, quindi non dovevi fare la coda, non dovevi aspettare. Hanno cercato di tradurre il bisogno. Ovvio, non hanno fatto i numeri dell'anno scorso, siamo concreti, però vi assicuro che se andate a vedere la pagina e vedete i commenti e loro sponsorizzano pochissimo, vedete quanta empatia sono riusciti a generare nelle persone, quanto situazione d'affetto, quante emozioni. Poi hanno raccontato, insomma, di aver consegnato un gelato a chi era in quarantena e compiva gli anni, a nome del parente che gli ha permesso di avere questo regalo. Hanno cercato insomma di raccontare tutta la positività che potevano trovare anche in un momento così critico, tutto quello che di buono ci poteva essere. E recentemente poi si sono riallineati ovviamente con tutto il protocollo, però hanno continuato con questo stile.
stile, e vi assicuro che la titolare non è assolutamente una che non si sta lamentando della situazione o altro, ma lo fa semplicemente in privato con le persone che conosce, e quando deve esporsi all'esterno, quando deve trasmettere qualcosa all'esterno, ha scelto una linea di coerenza con quello che i clienti si aspettavano da lei. Questo perché abbiamo cercato di capire chi era e qual era veramente il suo punto di forza, cosa le riconoscevano le persone. Sì, mi collego a quello che stai dicendo perché appunto ne parlavamo anche oggi pomeriggio, no, prima della diretta. Magari il nostro consiglio anche in questi casi in cui magari è facile farsi prendere come dicevamo anche prima, dal nervoso, no? Quindi sfogarsi sui social, state attenti magari a quello che pubblicate a riguardo, quindi dicevamo anche prima, magari lo sfogo va bene una volta, va bene due, alla terza, alla quarta, alla quinta volta che vi sfogate sulla vostra pagina Facebook della vostra attività, intanto sta mosca maledetta, o sull'Instagram, il cliente dopo un po', insomma, gli rompete anche le palle, no? Detta sempre in francese. Anzi, oggi mi dicevi che, per esempio, una parrucchiera o qualcosa del genere, Un se non ricordo estetista. male, un estetista, il cliente, la cliente ha bloccato, no, su Facebook l'estetista perché si era Sì, infastidita, insomma, di continui c'era questo lamenti. estetista, esatto, cioè un estetista che conosco, in questo caso non sono clienti, ogni tanto l'ho aiutata con alcuni contenuti online, mi diceva che ha ricevuto un sacco di clienti dalla concorrente, Ecco, e dai una, dai due può essere un caso, poi sapete che inizia a essere un po' più una prova, no? Ma mi parlava quasi di una decina di clienti che avevano bloccato l'estetista dove andavano perché a un certo punto aveva riempito addirittura la sua pagina di contenuti negazionisti, eccetera, eccetera. Loro, ripeto, non è per essere non negazionisti o per essere complottisti, non è una fazione, è solo che pesantezza, ragazzi. Cioè, sei nella pagina dove puoi parlarmi di consigli estetici, eccetera, fallo ed evita di continuare a mettere su polemica, che ce n'è già abbastanza, ok? Io quando sì. vengo da te penso a un luogo in cui mi posso rilassare, prendere cura di me stessa, stare bene col mio corpo, e togliermi un po' di torno quei Sì. pensieri che mi gravano. Posizioni politiche, religiose, ideologiche varie, insomma, magari è meglio Ma guarda, dicevo delle reti, parlarne in privato faccio eventualmente, formazione no? ogni tanto, Paolo, ai commerciali, e quando si fa formazione a loro si racconta questo aneddoto di quando c'è stata zona Firenze, cioè Firenze, scusa, più in zona Firenze si è stata sentita, ma quando c'è stato il referendum di Renzi, adesso lasciamo perdere la parte politica, però c'era un sì, un no. E io dicevo, e mi rifaccio poi al commento di chi ci ha scritto adesso, io dicevo sempre, guardate, in realtà per sfogarsi su politica, sesso, religione e sport, squadre sportive, onde evitare da commerciali di rischiare di incattivire qualcuno o non avere un buon rapporto, esiste un bellissimo strumento che vendono ormai ovunque, soprattutto su Amazon, ma soprattutto anche nei vostri negozi, chi ha una cartoleria, eccetera, che si chiama Diario. Uno può prendere la carapenna, scriverci su quello che vuole, dicono che sia anche terapeutico. Molto più che scrivere sulla tastiera, molto più che fare condividi o share di un post. Perché? Perché veramente alle volte si rompono dei rapporti commerciali, un Sì, attimo, soprattutto sì. perché ricordiamoci che in Italia c'è un grande analfabetismo funzionale, cioè persone che non sanno interpretare quello che leggono, che alle volte scrivendo ci scappa una virgola e cambia il significato della frase, perché capita anche questo, e che Vabbè. spesso quando comunichiamo su internet ci dimentichiamo che, per chi di voi, non so se qualcuno ha mai sentito parlare di comunicazione verbale, paraverbale, non verbale, no? Che è la comunicazione della voce, dell'espressione, del tono, scusa, delle parole. Sembra che su internet, quando scriviamo, manchi il non verbale, che è quello che ci rimane più impresso di solito. Ma in realtà noi lo interpretiamo quel non verbale, perché leggendo nella nostra testa simuliamo la voce di quella persona, il pensiero, il tono, se è arrabbiato o meno, e creiamo dei misunderstanding pazzeschi che presumo tutti di voi vivano quotidianamente tra amicizie e coppie, soprattutto sui messaggi di WhatsApp. Poi qui non entriamo in ambiti che non ci competono, però la comunicazione è questo, quindi facciamo attenzione.
assolutamente. Oppure venite, come proponeva Stefania, venite a sfogarvi qui, qui nel gruppo una volta a Esatto, settimana. Allora, ottimo. Altro caso interessante è quello di Cucina, una scuola di cucina, no? sì. Cosa hanno fatto di E interessante questi ragazzi? Intanto scrivo il nome che così se volete andare a cercarvi delle informazioni. Di dove sono questi? allora, questi sono di Verona, è una scuola storica aperta da più Ok. di 10 anni in una zona anche di Verona non proprio stupenda, nel senso che è la zona di Veronetta che è meglio famosa per essere la zona degli universitari e per purtroppo aver visto tanti proprietari di appartamenti affittare agli extracomunitari e quindi trovarsi un po' di situazioni anche disagiate. Adesso l'hanno un bel po' ripulita. Fatto sta che questi, vi dico solo che durante il Covid, non solo hanno subito la chiusura, ma oltretutto quella zona è leggermente depressa e avete visto i danni a Verona delle ultime alluvioni, ma loro sono soliti avere la strada allagata perché nessuno si prende cura di questa strada e non solo la strada si allaga, ma quando passa il pullman butta dentro, e quella è una zona delle più frequentate dai pullman perché ci sono delle scuole, butta dentro acqua nei negozi, non solo nel loro, è una cosa che al Comune di Verona continuano a dire, ma viene recepita solo in parte. E loro sono a scuola di cucina, avevano appena aperto, pensate poveretti, un bistrò collegato, perché comunque tutto quello che fanno loro con la scuola, tutti i macchinari che hanno, potevano usarli. E cosa si sono inventati? Allora, intanto hanno cercato di spostare le lezioni online. E una delle cose più tenere è stato fare in modo di fare anche i corsi per bambini online, perché loro il sabato facevano i corsi papà bambino, mamma bambino, nonno bambino, nonno nipote, insomma, e quindi li hanno spostati online perché c'era proprio anche bisogno di passare il tempo con i bimbi in un modo più costruttivo. Ma poi hanno creato anche, per esempio, dei corsi a distanza, si sono reinventati i corsi, hanno detto ma se sono i genitori di Tizia che stanno a Torino e lei sta a Verona e quindi per mesi non si vedranno, cosa possiamo fare per loro? Facciamo un corso in cui tutti cucinano la stessa cosa, gli insegniamo a cucinarla e poi la mangiano insieme seduti al tavolo come abbiamo fatto tanti nei mesi scorsi, no? Chiacchierando con i nostri parenti. E questa cosa è stata commovente perché poi c'era chi si emozionava a vedere queste persone o amici l'hanno fatto. Alle volte l'hanno fatto anche dei colleghi che così hanno sfruttato il momento, perché poi loro facevano anche dei corsi professionali, cioè loro generalmente facevano i team building in cucina e non era più possibile farli e hanno scoperto che tante aziende, magari un po' più grosse ovviamente, offrivano la possibilità di fare non solo smart working, ma avevano cercato di trovare dei momenti di leggerezza oltre al lavoro perché si erano resi conto che lo smart working era alienante e creava dei problemi proprio anche alle persone. E quindi hanno usato anche i corsi di cucina per questo. In più, visto che avevano questo bistrò e purtroppo erano proprio nella fase in cui ci facciamo conoscere e magari pian piano costruiamo il nostro pubblico, la nostra clientela, per farsi conoscere nella zona, ne hanno approfittato di poter vendere alcuni dei loro prodotti all'esterno, mettendo i soldi in una cassettina a un prezzo agevolato, perché di fronte a un supermercato, in zona comunque delle persone a piedi ci passavano per andare dal panificio, eccetera, ma potevano passare da loro a prendersi il dolce fatto col loro forno oppure una delle loro ricette e ogni settimana proponevano qualcosa di diverso, anche perché per esempio avevano fatto le colombe per Pasqua e non vi dico quante ne avevano prodotte pensando poi di venderle e che erano rimaste lì, quindi in questo modo hanno anche se vogliamo svuotato il magazzino ma hanno evitato degli sprechi e in zona hanno pian piano iniziato a conoscerli, quindi alla riapertura è stata comunque dura perché la zona, ripeto, essendo universitaria, immaginatevi com'è, si è svuotata, però hanno cominciato a far capire che c'erano. Con i corsi del nuovo anno, in realtà, che hanno iniziato a settembre, quindi hanno anticipato un po', hanno trovato la strada di trovare, li hanno riempiti praticamente tutti, nonostante insomma fossero anche ridotti come spazi. E adesso stanno ricominciando purtroppo anche in questo caso a rimettersi online. Oggi li ho sentiti, non sono felici, è durissima, è difficile e in questo momento la responsabilità come consulenti diventa anche in qualche modo un sostegno psicologico nel dire non mollate perché avete guardato veramente avanti in un periodo in cui
tutto guardava indietro. Certo. E questo è stato un po' un caso. Io mi collego a questa cosa molto interessante che hai detto, dicendo una cosa che spesso ripeto nel gruppo, ed è quella di non sottovalutare la conoscenza e l'esperienza che avete voi. Perché spesso capita che voi del vostro mestiere, di quello che fate, ne sappiate veramente tanto, ma lo condividiate magari solo col cliente che viene in negozio da voi, no? Tipo vabbè, la parrucchiera che dà i consigli sui capelli, l'estetista, il cuoco, eccetera, no? E io dico, questi sono tutti spunti per creare dei contenuti paurosi, veramente interessanti per i vostri clienti. Non considerateli non considerate i vostri contenuti banali perché voi li sapete, perché per qualsiasi altra persona magari quello che voi sapete è veramente molto importante. Vi porto l'esempio della parrucchiera che avevamo intervistato ancora durante il lockdown, quando era proprio tutto chiuso, e lei insegnava a distanza al suo cliente in diretta a tagliarsi i capelli, no? Quindi era anche una cosa divertente che manteneva, comunque permetteva di mantenere il rapporto con questo cliente, ma anche con chi guardava. Poi ho visto, ad esempio, una cosa veramente fighissima, questa nonna calabrese di, non so, 80 e passa anni, e la sua nipote che si sono messi a vendere corsi online di cucina con la nonna che si mette in diretta a fare gli gnocchi o cose di questo tipo, no? E vendono sti corsi agli americani, ai russi, ai cinesi, a dei prezzi esorbitanti. Insomma, fanno le classi da 7-8 persone e ti costa veramente i soldi veri a partecipare. Quindi questo vabbè, è un esempio, però insomma spesso potete creare dei contenuti, dei video, delle dirette, dei post su Instagram, su Facebook, veramente con dei contenuti che magari spesso considerate banali, ma per i vostri clienti non lo sono affatto. E vi permette appunto di far conoscere anche determinati aspetti che magari i vostri clienti non sanno e mantenere rapporto, eccetera. Soprattutto io vi consiglio di farlo anche in vista di questa situazione che stiamo vivendo. Io adesso non so se questo sia un altro lockdown, se ce ne sarà anche un terzo, perché qua ragazzi non si sa una mazza quello che succede, però è importante anche cercare di mettersi già sulla strada verso a determinate condizioni, quindi preparatevi, non fatevi cogliere impreparati come magari era a marzo in cui nessuno lo sapeva. Questa volta se ce ne sarà un altro o una specie di lockdown, insomma, in qualche modo questa volta si sa, tra virgolette. Paolo, cioè, a me fa un po' sorridere pensare a come alle volte ci fossilizziamo su quello che abbiamo sempre fatto, perché perché poi anche noi consulenti alle volte facciamo delle proposte, ma cosa succede? Che non vengono ben recepite. Mi è capitato proprio recentemente di conoscere una realtà di Firenze che fa pelletteria artigianale, veramente artigianale. Chi è stato a Firenze o chi è di Firenze saprà benissimo come in questo periodo purtroppo la gran parte della pelletteria artigianale, la pelletteria detta artigianale di Firenze, tutti i negozi, ma così come succede anche a Venezia, in realtà abbiano di artigianale molto poco, perché sono quasi tutti prodotti cinesi, pakistani, e quindi sì, magari made in Italy, ma fatte nello scantinato dove lavorano 10 persone per 15-20 ore al giorno. Questi veramente lo facevano, e tra l'altro aveva una storia romanticissima, perché i genitori avevano fondato questa cosa sul ponte e vendevano a Ponte Vecchio negli anni 60 con questo stile sessantottino del tempo, così. Quindi c'era veramente la possibilità di raccontare un mondo, e loro nella loro convinzione si erano sempre messi a vendere agli americani. Peccato che non avessero mai raccolto i contatti di questi americani, se non di pochi, e quindi durante il lockdown hanno venduto veramente pochissimo. Okay? Non si sono mai posti il problema di dire ai fiorentini che loro vendevano pelletteria artigianale, che loro la facevano, di dirlo. Abbiamo scoperto che nemmeno gli hotel sapevano quando gli consigliavano che loro li facevano, e nemmeno amici loro lo sapevano. Quindi è vero che magari gli americani gli avrebbero ribaltato le cose, sapete che gli americani non sono arrivati in Italia col turismo purtroppo, però pensare di fare tutta la stagione di quest'estate correndo dietro a dei turisti che forse non c'erano, stranieri,
senza pensare di rivolgersi a un mercato locale che non va più a comprare oggettivamente, perché ci sono delle statistiche, le pelli, le borse di pelle a Firenze, perché sa che sono tendenzialmente cinesi, ok? È un perdersi un'opportunità. Loro non hanno perso l'occasione di dire ai fiorentini, di dire a chi passava di lì che comunque il loro prodotto era buono e anche ad un prezzo tendenzialmente abbordabile, perché chi è donna in questo gruppo, e ho visto che siete parecchie perché c'è Paolo, quindi capisco, il discorso è che se tu ti approcci a una borsa fatta in pelle, fatta bene, ti costa sui 150-200 euro. Non è un prezzo impossibile se c'è la qualità, ok? Quindi loro non vendevano a prezzi impossibili, non hanno messo il brand, quindi erano comuni, si confondevano con tutti quei gigli che girano sulle borse fiorentine e che si sa che non corrispondono a un prodotto made in Florence. Cioè, alle volte continuare a ragionare su queste cose, e loro hanno continuato con l'America. Probabilmente stanno anche rasentando, cioè raschiando il fondo del barile, perché ci hanno proprio detto, mi hanno detto che sono messi malissimo, ma non hanno avuto il coraggio di fare uno sforzo, tra l'altro c'erano dei fondi che potevano sfruttare, per avvicinarsi a un altro mercato. Hanno continuato a mirare quello. Loro quest'estate non hanno venduto nulla. E Firenze era una città vuota, non ci piove, l'ho è vista stata anche una città delle più colpite, però non si sono nemmeno provati a cercare il pubblico che ci poteva essere lì. Certo. Ok, allora, intanto ragazzi, devo farvi i complimenti perché ci sono ancora 40 e passa persone collegate dopo un'ora, insomma, e quindi vi ringrazio e spero che, insomma, sia una dimostrazione che le cose che stiamo dicendo sono interessanti. Passerei a sto punto al prossimo, Tango Club, ok? Sì. È una scuola di ballo. Scuola di ballo. Scuola di Focalizzata ballo solo sul tango, tra l'altro. sul tango, bellissimo. Sì, una delle più storiche della città in cui si trova. Scusate, ma non riesco non posso dire il nome in questo momento. Questa realtà ha cercato di capire come coinvolgere i propri allievi durante quel periodo di lockdown. Ed è stata tosta perché una delle maggiori obiezioni che facevano per poter eventualmente ballare a distanza, che è una cosa abbastanza difficile col tango, specie perché le coppie nel tango molto spesso non sono di congiunti, c'è una piccola percentuale, un 30-40%, per quanto ci siano studi di psicologia che abbiamo poi ritrovato successivamente che dicono che in realtà ballare un ballo di coppia si rianima la coppia, quindi per chi ha delle problematiche spesso anche i terapeuti eccetera lo consigliano ed effettivamente aiuta, perché ti aiuta a scoprirti in una dinamica diversa. E cosa è successo? Che loro non sapevano cosa fare, erano abbastanza disperati e abbiamo cercato anche di lavorare sui punti di forza, cioè cosa li differenziava effettivamente rispetto al mercato. Altri sul mercato loro hanno all'incirca altri 7-8 concorrenti, tra scuole che fanno anche tango e un paio di realtà che fanno solo tango. Il titolare è uno dei presumo più preparati maestri di tango in Italia, nel senso che ha una cultura infinita sul tango, nato come DJ, poi ha iniziato a scoprire sempre di più il tango e quindi ne sa la musica, i balli, è stato più volte in Argentina, ha ballato con i migliori maestri, l'hanno massacrato dai suoi racconti. Questa cosa non l'ha mai detta, non l'ha mai trasmessa. Lui cosa faceva? Faceva le sue campagne di lancio quando doveva acquisire nuovi ballerini, nuovi allievi tra agosto e settembre e poi stop. La prima attività che abbiamo cercato quindi di fare è stato dire ok, cerchiamo di dimostrare ai tuoi allievi che tu sei un esperto di tango, vediamo se c'è ricezione. Abbiamo fatto 3 gruppi, in realtà li ha fatti lui più che altro, ha fatto 3 gruppi durante tutto il periodo del lockdown per 3 giorni a settimana, ognuno con argomenti diversi a seconda del livello, perché c'erano principianti, intermedi e avanzati, e ha fatto lezione di tango teorica. Vi assicuro che ogni sera c'erano numerosi allievi che si seguivano tutta la lezione e io una sera sono rimasta scioccata perché lui ha iniziato alle 9 e ha finito alle 11:45. Ho detto ma come hanno fatto questi 2 ore e 45? Per carità interessantissimo perché lui è anche bravo a raccontare le cose, ma interagivano, facevano vedere video eccetera. Tanto che poi
Certo, c'è stata tanta paura all'inizio, quindi nella ripresa delle attività hanno dovuto metterci tanto coraggio e tanta forza, ma pian piano si sono fatti anche scoprire, perché grazie anche al passaparola, alla riconferma, con settembre, anticipando le altre scuole, perché abbiamo fatto comunicazione prima, siamo riusciti a riempire i corsi. Adesso ci stiamo rivalutando, stiamo iniziando a fare delle attività per l'online, perché come tutte le altre palestre, eccetera, loro sono fermi, però vi posso assicurare che questa volta il fatto che siano fermi, io sono dentro tutti i loro gruppi WhatsApp, ha portato tantissima solidarietà, cioè tutte le persone hanno detto noi siamo qui, quello che ti inventi lo facciamo, facci sapere, ti sosteniamo, vogliamo continuare, quindi appena sarà possibile vogliamo riprendere, nel frattempo facci sapere cosa vuoi fare, e quindi non so se ci reinventeremo solo l'online in realtà a livello teorico, ma potremo fare anche delle cose pratiche, perché ci sono venute delle idee, però anche in questo caso stiamo cercando di riscoprire un nuovo mezzo. Perché questa volta? Perché una realtà che vende una volta l'anno, cioè a settembre, i corsi, non può pensare di smettere di comunicare da ottobre poi al settembre successivo o all'agosto se inizia prima, perché si dimenticano di voi. Cioè oggi siamo bombardati, qui andiamo a un concetto del marketing. Una volta si diceva che nella nostra testa c'era posto per 3 brand, 3 aziende, per ognuno dei bisogni che potevamo avere. Quindi i teorici del marketing le chiamano le parole chiave, insomma, ci sono vari modi di esprimerlo. E vi assicuro, con Paolo ci siamo detti, evitiamo i tecnicismi troppe, quindi se usiamo delle parole un po' particolari, chiedeteci cosa significano, perché alle volte fanno parte del linguaggio comune, come voi nel vostro lavoro magari usate delle parole che noi vi guardiamo sgranando gli occhi e per voi sono di uso quotidiano. E ci siamo trovati insomma a guardare questa cosa. E in realtà, ripeto, ci sono sì 3 aziende per ogni parola chiave, c'erano 3 aziende, ma oggi con il bersagliamento mediatico che abbiamo ce n'è una. Oggi mi hanno girato una pubblicità di qualche tempo fa, di anni fa, della Coca-Cola e di Pepsi, che si erano fatti battaglia durante Halloween, no? Quella del Quella mantello, del mantello, esatto, sta la tigre col girando. mantello, no? Guardate che la maggior parte delle volte, sapete cosa fanno Pepsi e Coca-Cola? Si mettono d'accordo per fare quelle pubblicità lì. Si mettono d'accordo perché significa monopolizzare il mercato, significa fare in modo che o una o l'altra vince, ma gli altri, cioè gli altri concorrenti, non ci saranno. Questa politica l'hanno fatta ancora su alcuni stati, quando era emersa la Virgin Cola e tutto il resto, che oggi il buon Branson. proprietario Branson, esatto, vende nei paesi arabi, perché lì non c'era una grande incidenza di Coca-Cola e Pepsi, però è un brand che in Italia è scomparso, se ci pensate. E io mi aggancio a questa cosa perché è interessante, è molto interessante, però magari un negozio dice ok, io però non sono la Pepsi, non sono Coca-Cola. Ed è qua l'errore, perché questa cosa del brand, e poi magari andiamo anche questo a vederlo, è una cosa che succede anche nelle attività locali, perché nella mia testa, se penso a parrucchiere, io ne ho uno in testa nella mia città. Se penso a ristorante di pesce, uno ce n'è, non ne ho 10 a cui penso, perché il nostro cervello, ragazzi, deve lavorare velocemente, è fatto per andare al massimo risparmio, no? Quindi se penso a una categoria, ne penso, come dice Silvia, uno, massimo 2, non tante di più. E non fate l'errore di dire il brand è solo per la Nike, è solo per la Coca-Cola, è solo per le grandi multinazionali, le aziende enormi. È soprattutto anche per le piccole realtà, per le piccole aziende, i negozi e attività come le vostre. E su questo, se non hai altro da dire a no, riguardo, aggiungo che la ragazza che ha scritto il mio compagno mi ha lasciato da sola dopo 2 lezioni di baciata. Ma venga, se non andavate d'accordo con la baciata. No, scherzo, povera, cioè immagino, scusa la sofferenza, eccetera, ma poi se vuoi ne parliamo in privato così ti racconto la mia esperienza. Però il ballo paradossalmente è uno dei momenti in cui sì, può crescere la coppia, ma effettivamente può anche scoppiare, perché ci sono dinamiche relazionali e di complicità e di sostegno che poi vanno ben oltre il semplice passo di danza. Ok, magari vi sfogate appunto in privato, come dicevamo prima, non Esatto. sfogatevi sui social, eccetera, eccetera. Okay.
Vabbè, a parte gli scherzi, ci colleghiamo siamo entrati nel tema brand, adesso abbiamo un altro caso di un negozio, appunto di un'attività che era abituata a promuoversi solo offline, esclusivamente offline, e sempre a causa di sto maledetto Covid ha dovuto rivedere un attimo le proprie strategie, i propri canali. Sì. Dici tutto. Libreria dell'usato, libri Io usati scrivo intanto. scolastici e universitari. Mhm. In questo caso mi chiama il titolare e mi dice: Silvia, quest'anno non so come pigliarla perché noi di solito viviamo del volantinaggio fuori dalle scuole e se non possiamo farlo perché non ci sono gli studenti, ma anche fosse che becchiamo, che ne so, quelli che sono andati a fare l'esame di maturità oppure qualcuno che passa di lì per le pagelle o cose varie, dice non campiamo. Anche lì fare un po' di analisi, di capire chi si è, i punti di forza, eccetera, ti permette di avere un po' di consapevolezza. Io non ho dovuto inventare niente con sto titolare perché era un negozio, è un negozio che vive di questo da 20 anni, che fa da 20 anni volantinaggio in questo senso. Quindi gli ho detto, guarda, secondo me in realtà dobbiamo cercare il modo di traslare il volantinaggio, cioè quello che funzionava, dall'offline all'online, perché è l'unico luogo dove oggi puoi muoverti e dove potenzialmente puoi raggiungere i tuoi clienti, ma non perché tu debba conquistarne forse di nuovi o perché tu debba inventarti chissà che, ma perché devi risvegliarli, perché anche questa era una delle realtà che benissimo, io a settembre ho fatto il botto, mi sono portato a casa i libri usati, sapete come funziona nell'usato? Cioè, io per tanti anni, sai Paolo, lo conosco bene perché uno dei primi franchising in cui ho lavorato è proprio una catena di negozi dell'usato bambini e tradizionale. E il mercato dell'usato è fatto di arrivi e di vendite. Se non ci sono gli arrivi non c'è le vendite, è una forma basic di sharing economy. Marketplace, alla fine. È un Certo. marketplace, esatto. Cioè se io non ho i miei fornitori, che sono i privati che mi portano i libri, che mi portano i prodotti, io non andrò da nessuna parte perché non avrò i clienti che poi mi verranno a chiedere quello che ho. E quindi lui si doveva prendere per tempo. A giugno lui mi ha detto a luglio io devo avere le persone che mi portano i libri. Io gli ho detto guarda, iniziamo a comunicarlo a giugno perché è bene così. Iniziamo a fare un po' di campagne utilizzando gli strumenti per esempio di Facebook che ci permettono di individuare e testare se ci sono i genitori, se ci sono i ragazzi dentro determinate età, per dire su Instagram, quindi proviamo un canale come Instagram, però iniziamo a comunicare, dovete dire i vostri orari di apertura, che ci siete, eccetera. Non avevano mai messo una loro foto su Facebook. Allora io non vi nego, in questo negozio lavora una delle mie più care amiche e quindi è stata anche una richiesta da parte sua. E le ho detto, facciamo una foto di voi due, mascherina non mascherina, cerchiamo di far vedere che ci siete, perché si ricordano di voi, è 20 anni che vi vedono così, cioè veramente è da tantissimo, quindi non dobbiamo andare a inventarci cose nuove, non dobbiamo andare a raccontare cose nuove, dobbiamo risvegliare il ricordo che ci siete e che è giunto il momento perché le persone si sono disabituate anche con il tema dello stare chiusi in casa e queste scuole che non erano aperte. E cosa è successo? Che di fatto ha funzionato, perché la cosa più bella che mi ha mandato lui è stato a luglio a un certo punto che gli ho detto senti dobbiamo organizzarci perché mi devi dare gli orari di agosto. La sua risposta è stata sono troppo pieno, ti chiamerò domenica perché fino a sabato sto così. E ho detto viva Dio che è stata così. Quindi con la scolastica è andata benissimo, abbiamo fatto un pochino più fatica con l'università perché quest'anno l'università, almeno nella zona di Verona, è partita un po' così a caso, tra aperture, chiusure, online, offline, insomma una serie di cose che non hanno portato le persone in loco e quelli erano più difficili da raggiungere gli studenti perché erano molto dispersi nelle città limitrofe e vabbè abbiamo guardato le statistiche, abbiamo visto che quest'anno le iscrizioni all'università sono state molto strane, non sto qui a spiegare perché, però questi per dirvi due cose. Primo è chiedetevi se già vi conoscono, se avete già un vostro pubblico, se siete già posizionati nella mente del cliente. E questo è un tecnicismo di marketing che significa se dicono il vostro nome, cioè quando siete fuori dalla stanza, ci sono due persone che parlano di voi. Cosa dicono di voi? Come si esprimono su di voi? Che cosa vi riconoscono? Perché vengono da voi?
E se siete già posizionati, se avete una storicità, se siete già qualcuno, non dovete inventarvi qualcosa di nuovo. Evitate di andare a cercare la creatività fine a se stessa in comunicazione. Poi se volete fare un prodotto nuovo, qualcosa che vi sviluppi ancora meglio la vostra attività, precorra i tempi, eccetera, va bene. Però non dovete inventarvi un nuovo tipo di comunicazione. Dovete essere coerenti, cioè quello che qualcuno vi riconosce è quello che poi trova dentro di voi. Quello che siete come brand va solo risvegliato alle volte, e non dimenticatevi mai che anche se siete chiusi dovete continuare a comunicare. Un'attività locale che chiude per ferie, ma perché non può mettere una foto di momento mare, molto, anche se volete, pacato, non serve che si faccia chissà che, ma possa dire: siamo in vacanza anche noi, ci vediamo presto, vi pensiamo, siamo qui, stiamo pensando a nuove cose per l'anno nuovo, perché volenti o nolenti, poi è vero che ci rilassiamo tutti, ma quando siamo degli imprenditori, anche in vacanza qualche idea ci viene, diciamoglielo, raccontiamoglielo, facciamo un video, non è per forza che dobbiamo parlare, lo ridico, sempre di lavoro. E non a caso nel piano editoriale, nel calendario che vi arriverà è segnalato questo. Certo, e aggiungo una cosa a riguardo, che appunto quello che sta dicendo Silvia è molto molto importante e molto molto sottovalutato da tantissime attività, perché non considerano appunto il brand e il posizionamento, no, dell'attività come una cosa fatta per i grandi, per la Nike, per le multinazionali, eccetera, eccetera. Invece, come dicevamo prima, è una cosa che vale anche per le piccole realtà, ed è la base di partenza, perché è da lì che si costruisce poi anche la comunicazione successiva, perché è inutile andare a comunicare sui social, su Facebook, su Instagram, un po' a caso perché lo fa il mio concorrente, o facendo le solite promozioni, no? Gli sconti o cose di questo tipo. E non a caso questa cosa del brand, del posizionamento, dei punti di forza e debolezza rispetto ai concorrenti è il tema, sono i temi da cui partiremo a novembre con questo percorso. Per questo l'abbiamo messo all'inizio ad un prezzo anche agevolato, giusto per anche darvi una mano da questo punto di vista. Anche perché allora, ci sono degli strumenti, Paolo, del marketing che citavamo, quelli che si trovano nei libri, che non vi auguro di studiare, perché a volte alcuni sono pesanti proprio tanto. Io ne ho uno qua sotto il computer in realtà, che ormai li regge. Però il discorso è che ci sono degli strumenti che potete usare anche voi, non sono trascendentali, tecnicissimi, basta iniziare a provare a usarli, e aiutano veramente a fare le volte delle fotografie di quello che siamo, per capire dove possiamo andare. Perché quello che era appannaggio dei grandi marchi una volta, oggi è quasi per tutti. E guardate che durante il lockdown, Paolo, posso raccontare quella cosa dei tour operator? Non so. Sì, Non so se c'è qualche agenzia di viaggio tra di voi, sì. ma tra i grandi tour operator durante il lockdown, io dico, ma porca miseria. Io lavoravo con uno di questi, ogni tanto faccio ancora consulenza, però io dico, durante il lockdown questi non si sono messi a comunicare nulla, addirittura ce ne sono stati alcuni che continuavano a promuovere i viaggi. Continuavano a promuovere i viaggi quando non potevamo viaggiare, cioè noi non avevamo per i 7 sentimenti di muoverci, ok? Loro li promuovevano. Eppure vi assicuro che la stagione invernale di questi tour operator ha impedito a moltissimi, per esempio, animatori turistici, ok, di tornare a casa perché non c'erano i voli, eccetera. Quindi nelle location, quelle dove uno poi un giorno forse poteva tornare a viaggiare, innanzitutto c'erano sti animatori, e rispetto ai tour operator che lavorano con i villaggi turistici, l'animatore è uno degli emblemi. Quindi potevano far tranquillamente raccontare delle cose a queste persone, che peraltro, essendo animatori, sono bravissimi a lavorare anche con i video, con la comunicazione, eccetera, perché sono simpatici. Secondo, eravamo a casa, tutti fermi. Ma se le palestre, l'insegnante di yoga e l'ultimo arrivato nell'utilizzo dei video è riuscito a inventarsi il corso online per i suoi iscritti, eccetera, ma mantenere il ricordo, mantenere viva la voglia di continuare ad andare in vacanza utilizzando gli stessi strumenti quotidiani del villaggio turistico,
e trasformandoli in qualcosa di online, con sti ragazzi, sti animatori che erano a casa disoccupati a non far nulla, eccetera, come tanti di noi, non sarebbe stato anche un modo di dare e trasmettere positività in un momento così difficile, far trascorrere il tempo e consentire anche di rivivere quel momento? È stata un'occasione veramente persa, una grande occasione persa. I tour operator, se andate a vedere, hanno smesso di comunicare a marzo o hanno comunicato solo cose commerciali, sempre la vendita del viaggio, e non hanno fatto nemmeno dopo, perché non si sono messi a comunicare che qualcuno aveva ricominciato a viaggiare. Hanno perso proprio un'occasione di comunicazione. Quindi non è appannaggio solo delle grandi aziende, anche le grandi aziende si perdono in questo e si sono perse. In parte hai risposto a questa domanda di Milena, che dice: sono molto d'accordo che bisogna comunicare, ma noi che vendiamo ospitalità in questo periodo dove si raccomanda di limitare gli spostamenti, non può essere controproducente? Bella, annosa questione quella dell'ospitalità. Sicuramente Milena è il settore, uno dei settori più colpiti, il vostro, quindi non ci sono anche qui bacchette magiche. Però, per esempio, anche in questo caso, continuare a trasmettere le cose ai propri clienti aiuta a far venire voglia di tornare. Sappiate che nel 2021, se sentite un po' le statistiche e altro, ci troveremo di nuovo ad avere principalmente il turista italiano, perché queste sono un po' le prospettive. Poi se arriva quello straniero, benissimo, se si riaprono le frontiere, eccetera, però io dico a questo punto meglio evitare di avere le fette di prosciutto sugli occhi e prepararsi anche a questo. Se all'interno del tuo nucleo di clienti hai dei clienti italiani o altro, inizia a lavorare con i database, inizia a lavorare con le mail, chiedigli cosa ti riconoscono di positivo, comunica effettivamente quelli che sono i tuoi punti di forza e quindi tirali fuori, primo. Secondo, si raccomanda di limitare gli spostamenti per il momento. Ci sono realtà in tutta Italia che hanno incominciato anche a invitare a dire: invece di farti lo smart working a casa, prova a farti 2 settimane da me, per esempio, perché io personalmente come libero professionista posso andare ovunque. Siamo più delicati, siamo più attenti, siamo più ovviamente come si può dire, siamo più sensibili a tutto quello che può essere la tutela, ma se tu hai un luogo che permette di tutelare, comunicalo, fai in modo che ancora adesso qualcosa possa arrivare. Se dovessero in qualche modo poi impedirci gli spostamenti, prova anche a spingere sullo smart working, anche sulla tua regione, per esempio, e altrimenti cercate di comprendere perché vengono da voi e non trasformarvi in venditori di camere. Perché purtroppo quello che abbiamo visto nel settore del turismo è che molti erano venditori di camere e non di esperienze, valore, eccetera, e si sono persi l'opportunità. Sapete che in Emilia-Romagna ci insegnano molto spesso, non so se c'è qualcuno della Romagna qui, in particolar modo l'ospitalità. Moltissimi hotel hanno lavorato col cliente storico quest'estate. Perché? Perché addirittura a marzo, aprile, eccetera, lo ricontattavano telefonicamente. Ciao, come stai? Ciao, volevamo sapere come sta andando questo periodo, volevamo dirti che qui ci siamo, il mare senza nessuno è bello. Sì, magari qualcuno poteva rispondergli come vuoi che stia, non sto bene, però la vicinanza tra persone, la vicinanza soprattutto in questi periodi è fondamentale. Chi era a casa o chiuso che non poteva fare nulla, se ha trovato questa occasione l'ha potuto fare. Sul discorso della raccomandazione o altro, scusami, torno altrimenti non ti ho risposto, qui c'è da vedere poi come si muoveranno le realtà, ma finché non ci bloccano negli spostamenti io non vedo perché non si possa dire che stiamo curando anche la sicurezza dei nostri ospiti. E aggiungo solo una piccola cosa al consiglio già molto interessante e utile che ti ha dato Silvia, Milena. Io aggiungerei che se effettivamente ci dovessero limitare, bloccare negli spostamenti, questo non significa che bisogna bloccare la comunicazione, no? Ritorniamo sempre su quello. In questo caso, se bloccano gli spostamenti, quello che puoi comunicare è, per esempio, comunica cose interessanti della tua città, racconta di un'attrazione che c'è nella tua città. In Umbria, cazzo, è pieno di attrazioni. Parla di qualcosa che è vicino magari alla tuo bed and breakfast, alla tua casa vacanze, o a determinati aspetti magari
interessanti della tua casa vacanze, non so se hai dei percorsi ciclabili, ad esempio, o hai degli agriturismi vicini o cose di questo tipo, quindi continua a parlare, magari non invitare le persone a venire da te perché se sono bloccati gli spostamenti non ha senso, ma continua a comunicare in modo da mantenere comunque il contatto col cliente, insomma, è importantissimo questa cosa. E Paolo non l'avevo citato, però perché più che altro è un amico qui giù in fondo alla Val di Lasi, si arriva in un paese che si chiama Giazza, che presumo, non voglio dire una cavolata, ma secondo me più i 100 abitanti non li supera, perché è più di villeggiatura, è un paese tra l'altro che d'inverno ha pochissimo sole. Se vi andate a vedere la pagina di Osteria Lizzan, scritto LJ Zan, che è il nome cimbro di Giazza, vedrete come questo personaggio, Giorgio Bosco, faccia tendenzialmente tutti i giorni, quasi tutti i giorni almeno, un post in cui racconta qualcosa di sé. E la mattina mette, forse l'ho scritto anche nel gruppo qualche giorno fa, sì, la mattina mette una foto dicendo buongiorno l'oste, mette una foto del cielo con queste montagne dietro raccontando questa cosa. Quando si è chiuso, lui non ha potuto comunicare più di tanto e ha continuato a comunicare comunque positività e la raccolta delle patate, delle rape, dell'insalata, la nuova ricetta e che preparava il cren, che preparava una serie di prodotti per quando si sarebbe potuto riaprire che hanno coinvolto le persone. Quest'estate lui era oggettivamente pieno, ripeto, ha perso sicuramente una grandissima percentuale da Pasqua, maggio, eccetera, però non si è dato per vinto e lì vi assicuro con il numero di abitanti che fa il suo paese, ai noi non avrebbe avuto senso per esempio l'asporto, sarebbe stato veramente molto difficile, eppure ha cercato di trovare la sua strada. Abemus Romagnola, tra l'altro. Bene. Denise, abbiamo anche Romagnola, grande Denise. Allora, aspetta che c'era un commento interessante relativo al brand, facciamo un passo indietro, e ai marchi, insomma. Ma è meglio depositare un marchio? Allora, io sinceramente è una cosa che consiglio, perché il costo non è alla fine così esorbitante come si potrebbe pensare. L'ho registrato anch'io il marchio di Recensioni OK e ci è stato molto molto utile, perché qualche furbastro ha acquistato, vi porto questo esempio molto molto banale, cioè banale in realtà era molto serio. Un furbastro aveva registrato un nome a dominio, il nome a dominio recensioniok.com, e ci aveva pubblicato sopra un sito per comprare le recensioni finte, no? Qualcuno saprà che Recensioni OK è una startup che abbiamo avviato tempo fa, in cui permettiamo, in poche parole, di ottenere dei feedback, delle recensioni reali dai clienti quando sono proprio all'interno dell'attività, ristorante o altre attività che siano. E questo furbastro, non so se sia stato un competitor o chi fosse, ha acquistato questo dominio per screditare il nostro nome, perché io chiaramente sono sempre stato contrarissimo ovviamente all'acquisto delle recensioni false, perché è la cosa più stupida che si possa fare. Per chi non lo sa, tra le tante cose che si possono comprare su internet insieme a droga, armi e cose varie, si possono comprare anche le recensioni. Per esempio ho un profilo su TripAdvisor, posso comprare 100 recensioni positive che mi arriveranno da questi meravigliosi pakistani, indiani, che mi diranno quanto bello è il mio ristorante, il mio negozio, eccetera, eccetera. Ecco, per farla breve, questo tizio aveva registrato questo sito in cui si screditava e quello che ho fatto è stato mandargli immediatamente una bella lettera dell'avvocato che diceva: Ciccio, guarda che qua il marchio è registrato, vedi di eliminare in tempo zero questo sito, e in effetti grazie a questo è stato possibile, altrimenti probabilmente le cose sarebbero state molto molto più complicate. Quindi detto tra noi, io ti consiglio di depositarlo. Penso che noi abbiamo speso circa 1 migliaio di euro, insomma, con un consulente che ci ha seguito, e quindi la vedo una sorta di protezione molto molto importante che sicuramente può essere utile. Ecco. Non so se eventualmente tu hai qualcosa da aggiungere su questo.
se no Ma, passiamo all'ultimo. sì, Ciao. sì, sì, cioè anche perché poi dipende dalla zona o altro, però mi viene in mente anche tutta quella confusione per dire anche nei nomi degli hotel che ci può essere Certo. o in altri ambiti tra i ristoranti, eccetera. È un attimo che ci sia un po' di confusione, quindi se potete eventualmente registratelo, valutate nella registrazione, insomma, e poi registratevi tutti i canali possibili, quindi sia quando lo fondate un marchio, controllate quanta roba c'è con quel nome, perché potete avere tutte le belle idee del caso, ma se poi non esiste il dominio, non esiste la pagina Facebook libera con il link e tutto il resto, insomma, vi perdete un'opportunità di comunicazione. E, non è facile creare un nome per un progetto, per un'attività, però la possibilità poi di registrarlo vi tutela sicuramente, vi permette, registrando un marchio, anche se vi fanno se avete qualche rogna, risponde anche Facebook, per dire, perché ci sono dei sistemi per caricare la documentazione di registrazione e a quel punto vi tutelate, Facebook, Google, eccetera, come vi diceva Paolo. Poi valutate, insomma, tra le priorità qual è quella principale della vostra azienda, ma mettetelo nella lista di quelle, insomma, hanno una priorità abbastanza importante, ecco. Sì. Sto pensando che adesso non ne so niente in merito, quindi la butto lì come un'idea. Non so se la registrazione del marchio ci possa proteggere anche da eventuali piattaforme, no? Da The Fork di turno, da Booking di turno, eccetera, che cosa fanno spesso queste piattaforme? Acquistano le parole chiave del nostro brand su Google, quindi ristorante Ciccio Pasticcio o hotel Pinco Pallino, e compaiono magari in prima posizione perché pagano le ads, le pubblicità, insomma, che si vedono su Google. Quindi il cliente entra su Booking, fa la prenotazione del vostro hotel, del vostro ristorante, del vostro hotel nel caso di Booking all'interno, e poi Booking chiaramente vi fa pagare delle commissioni salate, no? Non so se la registrazione del marchio possa eventualmente proteggere da questa cosa, se si possa in qualche modo bloccare le ads di Booking, di The Fork di turno su Google che utilizzano il Beh, nostro brand. Questo non su so se Google è possa essere un possibile caso. farlo, nel senso che io ho fatto per anni nella fase un pochino più di gavetta anche l'advertising su Google, e la cosa più divertente del pubblicizzare negozio dell'usato era la parola Dell, che riguarda il marchio Dell di computer e che non potevo usare, quindi ogni volta dovevo spiegare a Google che si tratta di proposizione articolata, e quindi noi in Italia lo usiamo abbastanza comunemente. Però insomma, così come lo fanno si può, cioè se si viene inserita nel panel è possibile, cioè nel panel, nella lista di parole bloccate da parte di Google, se si hanno le registrazioni di solito è possibile farlo, poi dipende dal livello, ma almeno sull'Italia è possibile farlo. Certo. Ok, allora direi Poi che magari se c'è abbiamo... occasione, Paolo, sul deposito dei marchi, la registrazione dei marchi, si può fare in futuro un approfondimento, perché un pochino ne so, ma un pochino poi c'è Sì, qualcuno che possiamo eventualmente certo. coinvolgere, perché è tutto un mondo, anche lì adesso con le nuove norme europee, i marchi descrittivi, insomma ci sono tutte delle regole carine. Poi, non ultimo, vi dico che alle volte qualcuno ne parla, ma non vogliamo dirlo noi, come anche di una possibilità di sgravio nel fiscale, Certo. perché a quel che so il marchio, volendo, uno se lo può poi riconoscere se l'ha pagato a titolo personale, Sì. come spesa a contributo alla sua persona da parte della Sì. SRL o Può della essere società che lo registrato usa. dall'amministratore che lo concede Esatto. alla società, eccetera. Quindi sono sì, cose anche interessanti da questo punto di vista. Magari Mi dicono scrivete... 133 abitanti a Sì, Giazza, quindi ho sì. sbagliato io, scusate. Magari scrivete nei commenti se è una cosa è un argomento che vi interessa, questo della registrazione marchio, protezione, eccetera, eccetera, perché vi vedo un po' spenti, magari è l'orario, ma non vedo Poveri. più commenti. Però bravi che comunque siete ancora collegati dopo un'ora e mezza, insomma. Ok, Sì, allora se dici sì, poi vedo chi è che ha le origini, scusate, ma questa piattaforma non ci consente di vedere i nomi di chi scrive, quindi non vediamo i nomi. poi io sono a Sprea in questi giorni per chi è di lì, quindi magari non so Allora, se chi lo ha scritto lo conosci. conosco, perché io ho della diretta di qua, è Elena, Elena Elena, ok. Mercari. Ok, poi scorriamo. Allora, andiamo all'ultimo esempio di cose invece non si deve fare,
Abbiamo visto appunto i grandi brand, hai parlato prima di tour operator che in tempi di Covid, insomma, continuavano a promuovere, in tempi di lockdown continuavano a promuovere i viaggi, le vacanze, eccetera. Hai anche l'esempio di un e-commerce, no? Che non si è comportato benissimo, diciamo. Sì, sì, ci sono degli e-commerce che non hanno saputo comunicare bene durante il periodo perché hanno cercato di dire, di dare informazioni sbagliate, quindi hanno cercato in qualche modo di mettersi di traverso nella comunicazione del prodotto, addirittura con racconti di prodotti miracolosi che potevano aiutare nel periodo e poi non facendosi carico, per esempio, anche della fase scusate, della responsabilità sulle consegne, visto che c'è stato un periodo anche in cui le consegne hanno avuto qualche difficoltà o altro, ma facevano false promesse, non si facevano trovare, quindi hanno spinto tantissimo e poi non hanno poi risposto ai clienti. In questo caso parliamo principalmente di startup, ma in questo caso vi dico anche è legato alla mancata opportunità di provare comunque a vendere tramite le piattaforme, perché c'era questa possibilità di conquistare i clienti e invece di andare a lavorare su quelli che c'erano e continuare a vendere, questo e-commerce aveva cercato di trovarne di nuovi, però con una comunicazione molto differente, molto vasta, che non aveva portato poi a questi risultati e che li aveva portati a essere accusati, tanto che sono diventati anche un caso poi dopo sui social. E questo è stato insomma un po' un caso di opportunità, perché sì, si parla di come gli e-commerce abbiano veramente lavorato molto bene nel periodo, però in realtà non tutti hanno funzionato bene, non ultimi, se proprio vogliamo segnalare anche quelli dei supermercati, che non erano organizzati con la spesa a domicilio o con il ritiro, per esempio, nel luogo. Tantissime realtà hanno accusato i supermercati più grandi, quelli più organizzati, che avrebbero potuto trovare del personale in più, visto il momento anche delicato, per organizzare i pacchi e il ritiro dei pacchi in sede, invece di poi far aspettare settimane. Cioè, non so, sappiate, ci sono stati supermercati che hanno consegnato con un mese e mezzo di ritardo alle persone i prodotti, quindi in quel caso lì è stata una mancata opportunità, ma anche per le attività locali, mentre per esempio ci sono state realtà più piccoline che si sono organizzate nelle zone. Ritorno un po' qui, ma perché insomma conosco la situazione, delle realtà qui locali hanno saputo sfruttare bene l'occasione, perché hanno fatto la consegna a domicilio in giorni precisi, quindi facevano sapere che il lunedì erano in quel paese, il martedì erano in quell'altro, il mercoledì erano in quest'altro, il giovedì ricominciavano il giro e hanno permesso alle persone di non andare, ad esempio, a rifornirsi nei supermercati grandi fuori zona, che potevano essere anche fuori comune, ma in quel caso ci si poteva andare con le dichiarazioni, permettendo di guadagnare di più. Io so di una realtà qui locale che ad esempio mi ha detto di aver fatto un più 700% nel periodo. Però. Con questo sistema. Sì. Ok. Quindi di cose interessanti, insomma, se ne possono fare, mettendo anche un po' di creatività in ballo. Allora, c'è un'altra domanda sempre riguardo al marchio. Mi sembra una cosa che non vi interessa però il marchio, ragazzi. O siete svenuti sul divano, sulla scrivania, sulla sedia, perché c'è solo questo commento. Allora, di Stefania. Per marchio intendete solo un prodotto o anche ad esempio il nome del negozio? Ma allora, io se devo dirla, la mia non me ne intendo tanto, devo essere onesto, nel senso ne so qualcosina, ma non bisogna insomma parlarne magari con un professionista. Il marchio, per quel che ne so, va registrato sul nome, in questo caso di un negozio, va registrato il nome del negozio, il logo del negozio, no? Che è la cosa che ti contraddistingue. Nel caso di un prodotto, lì non so come possa funzionare, nel senso, se la tua attività coincide con un singolo prodotto, magari in quel caso puoi registrare anche il marchio del prodotto. È più un brevetto quello tendenzialmente. Forse sì, forse più più il brevetto, sì. Comunque, nel caso di attività locali, sicuramente il nome del negozio, il logo del negozio, a volte magari non c'è neanche un logo, è una cosa magari importante anche questa da vedere, no? Un po' di
un nome, cioè un logo che è fatto anche magari da un grafico, da qualcuno che ne sa più in materia e vi permette insomma di fare la vostra bella figura sui social, sul materiale che avete anche in negozio, insomma di brand, eccetera. Ecco Il che il si logo sono tendenzialmente è un po' la riattivati. carta d'identità di un'azienda, no? Quindi Esatto. pensare di curarlo è comunque una cosa molto buona. Torno a Milena, mi scusa se poi mi insulterà in privato se Milena. vuole, però Ok. Milena della casa Questo? vacanze, Sì. ad esempio, io guardando la foto che lei ha messo come foto di profilo, mi sento un pochino di consigliarle che potrebbe mettere una foto, ad esempio, di sé, perché se le persone la conoscono perché accoglie tutti nella casa vacanze, perché non metterci la sua faccia? Quindi, ma belle o brutte che siamo tutte belle, cioè dai, per piacere. Quindi mettere la propria faccia magari nel contesto in cui siamo, quindi magari nella casa vacanze, oppure se c'è un logo eventualmente metterlo. Poi ovvio è meglio sempre farlo nella pagina più che nel profilo, però se siamo una persona che viene contattata anche per aver accolto degli ospiti, usiamo la nostra foto di profilo perché crea fiducia, crea vederci in faccia con possibilmente una faccia reale e non inventata e non di 40 anni fa, ci permette di avvicinare le persone, perché le persone insomma amano guardarli in faccia le altre persone, poi sono quelle che riconoscono quando vivono le esperienze, come quella di una casa vacanze, come quella di un ristorante, come quella di un estetista, di un parrucchiere, di chi che sia, insomma. Sapete che noi lavoriamo per immagini, molto spesso la nostra capacità visiva è più forte delle parole, quindi ci ricordiamo molto di più una foto che non un testo. Altro che. Grazie ragazzi che vi siete risvegliati e avete scritto un sacco di commenti sul marchio e sui loghi. Allora, c'è Milena sempre che appunto scrive, noi abbiamo depositato il nome della nostra attività ed il logo, questo può facilitare anche per le insegne e in casi di qualcuno che sceglie il tuo proprio nome. Sì, questo assolutamente è Localmente vero. sì, perché altrimenti io nel paese vicino posso avere qualcuno che si chiama Hotel, che ne so, Arlecchino e alla fine io ero l'Arlecchino. Certo, e qua scrive anche, no, vabbè, non lo scrive, però pensate anche sempre in ottica digitale, perché a volte vedo dei nomi veramente assurdi, tipo Hotel, che ne so, cos'è il più classico nome Hotel? Hotel Roma, Hotel Belvedere, no? Queste cose qua, che ce ne sono 1 miliardo, poi voi dovete pensare che magari la gente vi cerca online e lì andate a impegolarvi con 1 miliardo di altri competitor, magari il cliente cerca voi e va dal vostro competitor perché avete lo stesso nome, no? Quindi anche sui nomi delle attività o dei prodotti che fate, eccetera, cercate di pensare che il cliente sempre di più vi cerca anche online, vi cerca anche per il vostro nome, l'ho detto anche spesso riguardo Google My Business, no? Apro parentesi, seguite Google My Business, rivendicate la scheda, gestitela, bla bla bla, poi vi Esatto. rompo le palle su sta roba. Sappiate che i clienti vi cercano su Google anche con il nome della vostra attività, ok? Perché hanno bisogno di trovare il numero di telefono, le indicazioni per raggiungervi, vedere i vostri orari, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante pensare anche in quest'ottica digitale, non solo offline, diciamo. Sì. Ok, E curate, scusami, adesso mi viene in mente per i sì. ristoranti, ma siccome io sono celiaca e ho sempre questa grande difficoltà a trovare ristoranti per celiaci, lo so che mi odiate chi ha un ristorante, quindi in questo momento vi capisco. Però, ad esempio, sappiate che Google legge i testi che avete segnalato nel sito internet correlato. Quindi, se voi nel sito avete messo che avete anche piatti per vegetariani, piatti per celiaci, piatti per intolleranti a X, Y e Z, Google ve li riconosce e se ci sono persone che come me cercano un ristorante con cibo per celiaci, eccetera, me lo dice, mi dice guarda che nel testo del sito questa attività segnala celiaci, quindi è utile, è tutto correlato, ok? E quindi insomma è funzionale, non dimenticatevelo mai anche questo.
Con la mia piccola esperienza sul logo del deposito marchi e brevetti non è assolutamente una cosa difficile, nemmeno troppo costosa. È necessario però affidarsi a persone competenti, perché in caso di cause è necessario essere seguiti da persone. Certo, ci sono anche delle società, ci sono molte società che si occupano solo di quello. Anche in quel caso lì, pensate alla specializzazione. Se andate, io lo dico sempre per dire, Paolo, ai franchising, no? Chi vuole aprire in rete, chi vuole strutturarsi in rete, non dovrebbe mai riferirsi al commercialista che ha in casa tranquillamente, a meno che non abbia già gestito strutture in rete, perché la legge sulle strutture in rete, sul partenariato, sulla gestione dei marchi, eccetera, è complessa. Un commercialista tradizionale non la conosce. Quindi mi dispiace, ma potete esservi trovati Certo. benissimo con questo commercialista, ma nel tempo, o avvocato, ma se avete quell'intenzione lì, terrà la contabilità del vostro negozio, ma se volete sviluppare dovete andare da chi è specializzato. Quindi anche per i marchi cercate chi gestisce questo, cercate chi se ne occupa, oppure come vi dice Milena, rivolgetevi anche eventualmente alla Camera di Commercio che ne ha le competenze. Chiedete chi si è trovato bene, come ha fatto anche. Sì. Io direi che, Paolo, stiamo andando verso la chiusura, magari diamo qualche consiglio per un'ultima domandina di quelle piccanti che piacciono a te, piccanti insomma. Una Pensavo di aver spiccolato. Una domanda che ho da molto: che cosa pensate di Italia Online? A proposito di brand e marchi, oggi e di protezione, non diremo niente peste e corna. Oggi mi hanno fatto una proposta del tipo presenza online collegando i dati della mia azienda ai principali assistenti vocali. Okay, rispondo io collegando i dati dell'azienda ai principali. No, è che io inizio a pensare male di questa proposta, quindi se vuoi intanto anticipare tu cosa hai capito, perché se no, se ti va di scriverci cosa ti hanno detto cioè cosa sono i principali assistenti vocali che ti stanno promettendo. Allora, io non vorrei che fosse una proposta del tipo ti faccio comparire su Google, no? O cose di questo tipo, perché magari anni fa andava di moda il posizionamento su Google, poi siamo passati a ti metto su Google My Business, ti attivo la scheda Google My Business facendoti pagare 300, 400 e 500 euro. Abbiamo avuto anche l'esperienza, no, di una persona qui nel gruppo che ha speso una bella cifra perché aveva 2 o 3 schede duplicate e qualcuna di queste aziende per la semplice attività di cancellare 2 di queste 3 schede gli ha fatto pagare una cifra non indifferente. Quindi non voglio, adesso non so nel dettaglio cosa ti abbiano proposto, sarebbe da capire bene. Ecco, spesso capita che determinate aziende, non voglio riferirmi a Italia Online, ma a determinate aziende, vi facciano pagare dei servizi che in realtà sono abbastanza banali, che qualsiasi consulente può gestirvi, ve li facciano pagare veramente delle cifre considerevoli. Quindi state bene attenti a quello che fate, magari chiedete anche consiglio nel gruppo, il gruppo è fatto apposta, chiedete consiglio, io, Silvia o le altre persone che ci sono vi diamo i nostri pareri riguardo, poi ovviamente voi fate quello che volete, però insomma confrontatevi, anche perché io mi rendo conto che veramente ne stanno nascendo una marea di cazzari, cioè è pieno Facebook, io apro Facebook ogni tanto ed è pieno di gente che mi fa anche incazzare, perché approfitta un po' magari della poca conoscenza, poca digitalizzazione che in Italia c'è, e quindi insomma siamo qui anche per aiutarvi da questo punto di vista, insomma. Io ho solo un'esperienza, perché poi spezzo un'arancia, con un estetista che conosco, la succitata, che mi aveva chiesto aiuto perché ormai aveva il contratto attivo e quindi a un certo punto, scusate, ma io cerco anche di essere oggettiva, se il contratto è attivo lo state pagando e non è possibile rescinderlo, dico, so che sappiamo benissimo che come attività locali non ci sono magari i budget delle grandissime aziende, quindi buttar via i soldi mi sembra inutile, teniamolo in pista fino a che è possibile, e abbiamo cercato di fare di necessità virtù, abbiamo rifatto i testi in chiave SEO, abbiamo pulito il posizionamento sui motori di ricerca, quindi abbiamo cercato di metterci dentro le parole chiave, abbiamo cercato di fare tutta un'attività particolare, abbiamo insistito tanto con loro perché vi assicuro che li abbiamo snervati perché potessero sistemarci sta cosa, e tutto sommato sta funzionando. Vi dico solo questo aneddoto.
perché mi è capitato, giusto per dimostrarvi la loro competenza, per far emergere questa persona, loro invece di chiamarlo centro estetico, l'avevano chiamato centro benessere, senza porsi il problema che il centro benessere è associato alla spa e questa realtà non ha una spa. Quindi tutti quelli che cercavano, di fatto le chiedevano se aveva la spa ed era la dimostrazione che lei emergeva, per esempio, su Google addirittura, perché aveva queste parole dentro il sito, come una spa, come un centro benessere, come quello che ci sta negli hotel, come chi ha sauna, bagno turco e quant'altro, idromassaggio e cose varie. E questo la penalizzava tantissimo. Quando io guardavo i messaggi che le arrivavano, le chiamate, gliele ho fatte proprio registrare per un mese, ho detto, senti, ma vediamo cosa arriva. E a un certo punto abbiamo fatto pulizia, abbiamo rimesso centro estetico in pista, tanto che poi nel tempo ha funzionato, il posizionamento sui motori è una cosa che ci vuole il suo tempo per ottenere, non fatevi ammaliare da chi vi dice che sarete primi Mesi, nelle ragazzi, prime pagine di mesi e mesi, però vi assicuro in un anno lei è riuscita pian piano a pulirsi questa reputazione, abbiamo fatto un po' di strategie, abbiamo anche rotto un pochino le scatole a loro dimostrandogli che avevano sbagliato, però chi ha dovuto intervenire qualcuno come me o come qualche altro consulente, insomma, che ne sa un po' di queste cose, a un certo punto ho detto, ragazzi, mettiamoci davanti alla realtà, avete fatto una cazzata, scusate, a quel punto lì qualcosa si è fatto. Però purtroppo sono realtà, io ne ho conosciuta una in particolare qui di Verona, che veramente quando io avevo fatto la certificazione di Google sull'utilizzo delle piattaforme mi diceva che a loro praticamente l'avevano regalata perché c'era stata una sorta di partnership in cui Italia Online aveva chiesto di avere il certificato base per dire che erano anche partner di Google. Nessuno di loro sa fare delle campagne su Google, nessuno di loro sa cosa sia il posizionamento sui motori, nessuno di loro si pone il problema del processo d'acquisto di cui parleremo a novembre, cioè come acquistano i vostri clienti e quindi a che cavolo vi serve veramente il sito internet, in quale fase dell'acquisto viene inserito e come i social si inseriscono, perché ricordatevi che il marketing non è strumenti, è prima riuscire a capire cosa devo fare e perché. Poi fare gli strumenti eventualmente, mi sono preso dentro al filo del computer, poi fare gli strumenti. Quindi quando si parla di Italia Online mi scaldo, quindi... Beh, a proposito, appunto, c'è un anonimo YouTube user che scrive consiglio, lascia stare, dicono cose che poi non è così, sono molto superficiali, parlano molto, ma alla fine i risultati sono nulli. Io li ho stoppati subito e sono anche insistenti. Sì, lo Ecco, sono. Italia sì in questo momento, e pagine sì, adesso non mi ricordo più come si chiama perché cerco di... So che più o meno sono... sono su quella falsa riga lì. Quindi ecco sì, io mi ricollego a quello che dicevi Silvia, che appunto magari questi tipi di aziende puntano solo a proporvi lo strumento, no? Senza farvi ragionare sul vi serve, non vi serve, perché prima appunto come dice Silvia bisogna partire magari dalle basi, no? Dalla strategia, cosa che vedremo appunto a novembre per chi vuole unirsi a noi in questo meraviglioso percorso e invece tendono a vendervi lo strumento perché magari è comodo vendere il sito internet, è comodo vendere le ads su Facebook o cose di questo tipo, perché è relativamente facile venderlo perché alla fine insomma adesso c'è un'enorme richiesta di queste cose, c'è un'enorme richiesta di e-commerce, tutti vogliono l'e-commerce senza chiedersi magari se ha senso per la propria attività, se nella strategia della propria attività questo strumento è utile oppure no, e invece bisogna proprio partire dalle basi, anche se magari è un po' una rottura, può essere, però io vi dico che è molto molto utile anche per fare un'analisi proprio della propria attività e partire proprio dalle basi e poi da lì si può crescere. Allora, vediamo se ci sono altri commenti. C'era il commento sulle priorità che secondo me forse ho Sì, visto qualcosa. sempre sul marchio, no? Aspetta che lo trovo. Eccolo qua. Il marchio è interessante, ma abbiamo un sacco di cose da fare, lo so bene, bisogna capire quanta priorità ha. E qui si mettono in fila le cose e gli si dà un numero, cioè a un certo punto bisogna Certo. interpellare la matematica e dire ok, 1, 2, 3, 4, 5, parto da quello che ha 1, poi vado sul 2 e via discorrendo, insomma. Sì.
Allora, Silvia, io direi che questa fantastica diretta si può chiudere qua. Abbiamo parlato un bel po', direi, abbiamo dato un bel po' Io di, mi di sono contenuti segnata le cosine interessanti. le cosine che avevamo suggerito, un po' per fare un riassunto Vai, finale, così sì, lasciamo sì, qualche, che a te qualche piacciono i concetto. riassunti. Vai, A me vai. piacciono i riassunti finali. Allora, abbiamo detto presenza, quindi non dimenticatevi di comunicare nel lungo periodo. Consiglio, se volete, io questo lo consiglio sempre a tutti, il Mi libro Come faccio le vendere didascalie tutti intanto. di Joe Girard, perché parla di come vendere anche a distanza di anni, perché Joe Girard è ancora il Guinness World Record delle vendite vendendo auto. E le auto non si vendono ogni 2 mesi, si vendono a una stessa persona nel giro di anni. Quindi presenza innanzitutto. Consapevolezza, quindi sappiate che non esistono solo gli strumenti, dovete essere molto consapevoli di chi siete prima di utilizzare gli strumenti. Contatto e perché, cioè cercate di comprendere, di contattare, di mantenere il contatto con i vostri clienti e di chiedere perché vi scelgono. Domandate perché vi amano, andatevi a leggere le recensioni e cercate di comprendere quali sono i punti di forza invece di andare a leggere solo quelle negative per sentirvi venire il mal di pancia perché poi magari c'è uno solo che vi ha detto quella cosa che vi dà fastidio, che è andata male, che non vorreste sentirvi dire. Cercate di ragionare sempre sulle vostre azioni con il principio degli eventi, che purtroppo non viene mai utilizzato, ma si chiama di solito il principio before, during and after, cioè prima, durante e dopo. Quindi se preparate un'azione, un qualcosa, una comunicazione, chiedetevi cosa fare prima per prepararla, cosa fare quando la comunicate, ma soprattutto cosa fare dopo che l'avete comunicato, dopo che l'avete fatta sta azione. Perché non dovete perdervi l'opportunità, per esempio, che chi ha interagito con un vostro video, chi ha interagito con un vostro contenuto, chi ha interagito con un vostro evento non possa poi continuare a comunicare con voi e a sentirvi, essere presente o comprare da voi. Parlate alla gente, non fate solo promozioni. Ormai si dice che la legge di Pareto, quella dell'80-20, che bisogna fare l'80% di cose per ottenere il 20% di risultati, cioè che, scusate, sì, insomma, se volete darvela a vedere, il 20% di cose per ottenere l'80% di risultati, scusate, l'ho detto al contrario, sono stanca anch'io. Cercate di ricordarvi che riguarda anche i social, per esempio, riguarda anche il sito. Se voi comunicate solo vendita, diventate un canale commerciale come tanti altri, un volantino in cassetta che buttiamo via, ma le persone vogliono sentirsi parlare come persone, anche quando si tratta di un brand, quando si tratta di una realtà che ha più dipendenti, anche media, vogliono sentire la vicinanza. Quindi 20% i contenuti commerciali ci devono essere, magari se possiamo li sponsorizziamo, però cerchiamo anche di comunicare cose che siano interessanti, come vedrete nel calendario editoriale. Analizzate e capitalizzate, quindi cercate proprio di ascoltare quello che vi dicono e soprattutto partite dai vostri clienti, non ve li dimenticate, soprattutto in momenti in cui potrebbe esserci meno presenza. Non sappiamo come andrà, ma sono i vostri clienti quelli su cui potete lavorare, quelli a cui potete continuare a vendere, anche se non possono venire da voi. Usate i canali in cui ci sono i vostri clienti, non fatevi ammaliare da qualsiasi canale. Se effettivamente avete un target che usa un determinato tipo di canale, se avete un target a cui piace WhatsApp, usatelo bene, non spammate, ma se avete Facebook usate Facebook, chiedetevi dove sono i vostri clienti. Ho sentito una signora dirmi, ma mi hanno detto che va di moda TikTok, faccio TikTok. Piano prima di prendere tutti gli strumenti, perché poi vanno gestiti e un calendario come quello che abbiamo fatto con Paolo non basta poi a un certo punto. E osservate chi fa bene. Si dice che a copiare bisogna essere maestri. Se c'è qualcosa che vi risuona, che fanno gli altri e che potete pensare per voi, ponetevi sempre delle domande. Nel coaching, nelle attività che aiutano a stimolare la creatività, si fanno le domande. Quindi guardate le cose che fanno gli altri, chiedetevi, ma io cosa potrei fare che fa anche lui fatto tanto bene, che mi potrebbe essere utile? Io come potrei sfruttare questo contenuto che mi piace anche a mio pro? Non fermatevi sempre alle solite cose, sempre ai soliti messaggi, sempre
alla solita impostazione che vedete in giro. Osservate gli altri per stimolarvi. Usate quelle attività, io dico sempre l'ozio in contrario al negozio, opposto al negozio dei Romani, era quella cosa che ci permetteva di osservare per stimolare nuove idee, nuove possibilità. Cercate di farlo, è un momento assolutamente delicato, è un momento che ci auguriamo tutti passi presto, ma dobbiamo fare un po' di scorta di energie, perché purtroppo non dipende da noi in questa situazione, e dobbiamo un po' rimboccarci le maniche più del solito. Ottimo, grazie Silvia per, intanto anche per questo riassunto e anche per ovviamente tutti i contenuti, i consigli che hai dato e per aver condiviso insomma la tua esperienza su questa cosa. Penso che sia stato utile. Vedo che ci sono ancora tante persone collegate, questo veramente mi fa tantissimo piacere, ragazzi, perché so che comunque l'orario non è semplice, tutti abbiamo lavorato, quindi magari subentra anche la stanchezza, quindi mi fa veramente molto molto piacere. Allora, concludo rimettendovi solo il link dove trovate appunto, dove potete acquistare, diciamo, sfruttare l'offerta che abbiamo pensato. Aspetta che vi rimetto anche questo, che magari per chi... Ti nascondo un attimo, Silvia, poi ti rimetto. Ok, eccoci qua, per chi magari si è collegato all'ultimo minuto. Allora, riepilogando, questa è appunto la promozione Ripartiamo che abbiamo pensato, dove c'è il calendario social, più un mese di formazione gratuita. L'abbiamo appunto pensato il primo mese, dove abbiamo detto anche prima, quello più, diciamo, più importante, perché partiamo proprio dalle basi, dal capire, dall'assumere consapevolezza, no? Da pensare alla strategia, da partire dai perché, partire dalle basi per poi andare a crescere e digitalizzare, diciamo, migliorare anche la vostra comunicazione, la vostra presenza online. Partiamo a novembre. Partiremo martedì prossimo, ragazzi, quindi questa offerta, questa promozione è valida fino al giorno prima. Quindi con questi 27 euro vi arriverà a casa il calendario cartaceo, ve lo spediamo col corriere, è questo qui, vi arriverà rilegato e tutto, bello comodo, cartaceo, potete prendere i vostri appunti, potete tenerlo sotto mano, ci sono un sacco di consigli, è il frutto veramente di tanti tanti anni di esperienza, di errori anche, di cose che abbiamo messo in pratica, quindi qua dentro c'è veramente tanto tanto valore. Magari sono pochi fogli, ma c'è veramente un enorme valore. Ci abbiamo lavorato tanto dietro, perché questi 2 mesi ci abbiamo lavorato parecchio, quindi penso che vi sarà molto utile. Appunto, questo è un percorso che abbiamo pensato perché tanti di voi ce l'hanno chiesto, perché vedo anch'io che ci sono là fuori tantissimi lupi, e quindi il nostro obiettivo è anche cercare di esservi vicino, essere una spalla, diciamo, di chi magari ha un po' più di esperienza di voi nell'ambito digitale e internet e web, eccetera, eccetera, e comunicativo. Quindi ecco, partiremo a novembre. Chi si unisce adesso avrà la possibilità di partecipare proprio alle live, alle dirette, perché questo percorso sarà in diretta, sarà come questa che stiamo facendo adesso, quindi molto informale, molto pratica, molto semplice. Ogni martedì alle 20:30 per un'oretta e mezza, 2, metteremo proprio in pratica le cose in tempo reale, quindi non dovete poi prendervi altro tempo magari anche per applicare le cose, quindi potrete applicarle direttamente durante le dirette. Io ragazzi, più di così non so cosa dirvi. Se volete, noi partiamo, se volete, se vi piacciamo, se vi piace il nostro modo di fare e vi piacciamo anche noi, perché secondo me è importante anche questo. Penso che la cosa sia interessante. Ecco, io vi dico che secondo me questo è un treno che insomma va preso, perché non ci si può più tirare indietro. Ormai il digitale, lo vedete, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Il digitale ormai ha preso piede, le persone si stanno abituando sempre di più a questo. Non si tornerà più indietro,
questo devo dirvelo fuori dai denti, perché una volta che le persone scoprono che è facile prenotare online il ristorante, che è facile fare la spesa online, che è facile seguire magari anche i social di queste attività, poi non tornano più indietro. Magari qualcosa ritornerà un po', ma le cose sicuramente avranno un'evoluzione continua, quindi noi siamo qua per darvi una mano e aiutarvi, accompagnarvi per mano, ecco, diciamola che così filosofeggiante. Vogliamo veramente darvi una mano, insomma, ad affrontare tutte le sfide che ci saranno poi nei prossimi mesi. Ok, le vendite sono aperte, chiudono il 2 novembre, stop. Rimettiamo Silvia per l'ultimo saluto. Silvia, grazie. Grazie a te. voi, grazie a te Paolo. Aggiungo solo una nota, ma siamo in chiusura, quindi ormai qualcuno è andato. Non si impara in un weekend a fare le attività. Il vostro lavoro l'avete imparato in tanto tempo, anche comunicare, apprendere come farlo, ci vuole un po'. Quindi noi siamo un po' contro i percorsi che durano 2 giorni e fine, e soprattutto sappiamo che siete presi tanto anche dalle vostre attività quotidiane, quindi il senso di renderlo pratico è darvi delle piccole micro attività che possiate mettere ogni giorno a frutto, cercando di costruire quello che è la comunicazione. Servirà tanta pazienza, perché comunque non vi insegneremo nel giro di un giorno a fare tutto, ma lo si farà nel tempo, lo si farà con un po' di pratica, e come per tutte le cose serve pazienza, serve esercizio. Non ci permetteremo di andare a fare la maratona di New York dopo aver fatto solo 1 chilometro, no? Quindi probabilmente, per quanto a New York chissà quando ci si potrà riandare, però questo facciamo la maratona di Verona, di Roma, speriamo. che è bella anche quella. Che bella, esatto. Allora, aggiungo solo una cosa, nei prossimi giorni qui nel gruppo, anche già da domani, insomma, vi daremo anche dei dettagli in più. So che questa sera magari vi abbiamo detto solo i macro argomenti, no, di questo percorso di digitalizzazione, eccetera, che facciamo partire. Quindi nei prossimi giorni vi daremo anche il programma completo dettagliato, insomma, degli argomenti che tratteremo, e altri dettagli in più, insomma, su questa cosa. Bene, grazie a tutti ragazzi. Grazie a voi. È stato veramente piacevole, e grazie a chi è rimasto fino alla fine. Grandi. Temerari. Buonanotte. Ciao ragazzi, grazie Ciao. Silvia. Ciao a tutti.